Bentrovati, buongiorno, ben rientrati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Siamo in diretta anche per questo lunedì di fine agosto. Entra una nuova settimana, tante le novità sul tavolo, sul fronte del Green Pass e dell'emergenza Covid, ma la cronaca come sempre incombe. Ci sono tanti fatti di cui vi dobbiamo dare conto, fatti di sangue, perché si registrano ancora tante, troppe tragedie sulle strade del Veneto. Partiamo dalla fine, partiamo da quella che si è registrata questa mattina alle 6:30 a Fonte, quindi siamo nell'Alto Trevigiano, nella fascia pedemontana. Alle 6:30 quindi a Fonte l'incrocio tra via Castellana e via dell'Industria. Vedete le immagini dei vigili del fuoco scontrarsi. È stato questo tir con un'auto. A bordo dell'auto c'era Federico Brion, un 26enne di Riese Pio X. Federico Brion non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti anche i medici e gli infermieri del SUEM 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Si tratta, pensate, del 29esimo decesso sulle strade della Marca trevigiana in meno di 3 mesi. E c'è un altro terribile fatto di cronaca di cui vi dobbiamo dare conto. Si è registrato a Fossalta di Portogruaro nella notte. È morto Luigi Florean, 33enne, agente in forza della polizia locale di Bibione. Il corpo senza vita del giovane uomo è stato trovato in un fossato lungo via San Marco a Fossalta di Portogruaro attorno alle 6 di questa mattina. È stato il padre del ragazzo, anch'egli agente di polizia locale, a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine quando ha cominciato a preoccuparsi per il mancato rientro a casa del figlio. Si era allertata la moglie, Luigi Florean aveva anche un bimbo piccolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Portogruaro per effettuare tutti i rilievi del caso. Quindi un altro incidente stradale gravissimo. E poi proseguono, sempre sul fronte della cronaca, dovremo riuscire a collegarci anche con Tiziana Bolognani dal Bellunese, le ricerche di Federico, il 33enne che è scomparso nella giornata di giovedì mentre si trovava in vacanza con la moglie. Federico Lugato, 39 anni, escursionista mestrino di origini ma residente a Milano. Quarto giorno di ricerche, ci sono anche degli appelli accorati da parte della moglie Elena Pancera, ma mi dicono che è pronta Tiziana Bolognani. Pronto Tiziana? Sì, Cristian, Elena Pancera ha parlato con noi, lo ha fatto poco fa dopo una mattinata in cui lo sconforto ha avuto il sopravvento. Si è avvicinata a noi e ha ribadito il concetto della necessità che i volontari, che tutti, chi può dare una mano, si metta a disposizione per andare a cercare Federico Lugato, per andare a cercare il marito, che era partito giovedì mattina per andare a fare una semplice camminata in montagna, della durata di non più di 4 ore. Era partito alle 8:30 e a mezzogiorno e mezzo, all'ora di pranzo, sarebbe dovuto rientrare. Ma i primi segnali preoccupanti attorno alle 10 del mattino, quando la moglie manda un messaggio al marito per sapere se tutto sta andando bene, ma il messaggio non viene letto e partono delle telefonate. A quelle telefonate Federico non risponde. I familiari sono convinti che un incidente possa essere accaduto a Federico proprio tra le 8:30 e le 10 e Federico è stato visto da una persona che lo ha incontrato, ma in un sentiero differente rispetto a quello che tutti immaginavano lui avesse preso. Cioè Federico avrebbe percorso a ritroso il sentiero che porta alla Baita Angelini.
E quindi questa mattina i soccorritori che erano concentrati tutti nella zona sopra Pralongo sono stati fatti rientrare e ora si sposteranno a Pettine dall'altra parte, che è una parte sicuramente più complicata, piena di salti di roccia con pinimugo che potrebbero nascondere, eccola, anche ai droni, all'elicottero, alla vista, la presenza di Federico. Questo è quanto vi posso riferire. Fino a questo momento siamo rimasti d'accordo con la famiglia di restare in contatto per questa giornata, e certamente le ricerche, ce lo ha assicurato Elena, non si concluderanno oggi. Tiziana, grazie davvero per qualsiasi aggiornamento, noi siamo qui. Grazie quindi a Tiziana Bolognani, collegata dalla Valle di Zoldo per seguire le ricerche di Federico Lugato. Tra l'altro è diventato virale l'appello accorato della moglie perché la si aiuti e si aiutino i soccorritori del soccorso alpino e non solo a cercare Federico nei meandri della Val di Zoldo. Sentiamo le parole di Elena Pancera. Sono Elena Pancera, la moglie di Federico Lugato, l'uomo scomparso a Pralongo giovedì 26 agosto. Pralongo è in Val Zoldana, in provincia di Belluno. Noi stiamo continuando a cercarlo insieme ai soccorsi ufficiali, stiamo cercando volontari e volontarie, esperti di montagna, anche cinofili, che ci possono dare una mano a ritrovarlo. Lui è lì fuori e ci sta aspettando. Stiamo anche cercando persone che possano averlo visto nella mattinata di giovedì 26 a Pralongo sul sentiero, in modo da riuscire a ricostruire meglio i suoi spostamenti. Se volete partecipare alle ricerche o avete informazioni su di lui, contattatemi direttamente sui social, Elena Pancera, oppure contattate i soccorsi e lo stiamo facendo per Federico. Grazie. Un'intera vallata quindi si sta mobilitando per Federico, quarto giorno di ricerche. Quindi abbiamo aperto questa edizione con due tragiche notizie sul fronte degli incidenti stradali, ma altri incidenti si sono registrati in mattinata, fortunatamente senza gravi feriti, sempre sulla 4 che resta uno dei punti più neri della viabilità nord-est. Il primo questa mattina alle 6:35, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale nel tratto compreso tra i caselli di Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Sono partiti dal distaccamento di Caldiero con 2 mezzi e 5 uomini. I vigili del fuoco hanno così operato per liberare 6 persone rimaste incastrate in alcuni mezzi interessati appunto nel tamponamento. Vedete le immagini, in totale sono 3 autovetture e 3 pulmini, tutti viaggiavano in direzione Milano e sono rimaste coinvolte nello scontro. Il tratto poi è stato riaperto e fortunatamente, lo vedete dalle immagini, non ci sono feriti gravi. Ancora disagi poi sullo svincolo della 4 in ingresso di Meolo Roncade in direzione Trieste a causa di un incidente che ha coinvolto poche ore dopo un mezzo pesante. Lo ha reso noto la stessa società Autovie Venete alle 9 del mattino. Secondo una prima ricostruzione l'autotreno stava affrontando la curva quando si è imbarcato e ha finito la propria corsa appoggiandosi alla barriera laterale dello svincolo e a un palo della luce. Questa è la situazione in questo momento, la possiamo vedere, chiedo alla regia se è possibile, sono immagini di adesso, eccole qua. Questa è la situazione da Trieste, il traffico prosegue a rilento su tutta la A4, quindi un'altra giornata campale per chi si mette in viaggio dopo un weekend da bollino nero. E siamo collegati, non so se adesso ci sente, l'audio è funzionante, con il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser. C'è il sindaco?
Non ci sente ancora, allora cerchiamo di ripristinare il collegamento per fare il punto con uno dei comuni interessati da questo controesodo e che ogni estate assurge agli onori, chiamiamoli così, della cronaca per il traffico intenso e non solo. Tutti i sindaci della zona del Veneto orientale si stanno muovendo, stanno chiedendo a gran voce la terza corsia in A4, il prolungamento, il proseguimento della terza corsia e poi appunto interventi anche sulla viabilità ordinaria e secondaria. Questo è un tema, il tema della mobilità, che è collegato inevitabilmente a quello della sicurezza stradale, perché questa è un'estate in cui si stanno piangendo troppi morti, e per fare il punto di questo stillicidio, di questa escalation, non saprei come definirla. Qui con me c'è Andrea Dan, che è presidente dell'associazione Manuela, che è un'associazione che si occupa da anni, lo conoscete in tanti, di sicurezza stradale. Domani Dan comincerà un viaggio, un vero e proprio viaggio, perché cosa succederà domani, Dan? Innanzitutto buongiorno. Buongiorno a voi. Lo chiamerei una missione, lo chiamerei un pellegrinaggio, lo chiamerei di cercare di costruire una strada francigena, proprio orientale, dal Veneto direttamente a Roma, per poter portare la massima acribia istituzionale da parte degli enti, sia locali che nazionali, per quanto riguarda queste tragedie. Una piccola parentesi, avete anticipato di queste due giovani, Federico Brion e Luigi Florean. In un istante due giovani, due nostri figli, due vite spezzate, ma non così per lo strazio successivo, il dolore, le urla, la disperazione dei loro familiari. La mia vicinanza alle famiglie, la mia vicinanza anche al comandante Gallo di Treviso, che arriva da Bibbione, per cui sarà ben alla conoscenza, diciamo, anche di questa tragedia, di questa notte. Io chiedo sin da oggi, subito, urgentemente, lo stato generale sulla sicurezza stradale. E per chiederlo lei quindi domani mattina da Piazza dei Signori alle ore 11 partirò a piedi, mi porterò nei vari comuni, andremo nel primo comune, Quinto di Treviso, poi saremo a Zerobranco, saremo a Mogliano e passeremo comune per comune per poter combattere quel massimo pressopochismo per quanto riguarda la visione degli incidenti stradali. Si parla sempre di fatalità, si parla sempre di destino, si parla sempre al momento sbagliato, il punto sbagliato. Non è vero. Iniziamo con la prevenzione, iniziamo con la formazione, iniziamo a riempire tutte le parti giornalistiche sulla prevenzione. Ci racconti un po' di questo viaggio, Dan. Quindi lei partirà domani da Piazza dei Signori. Domani mattina, con alcune istituzioni, alcune autorità che mi hanno già dato la conferma, partirò, diciamo, a piedi, con lo zaino, direttamente, diciamo, da Piazza dei Signori, e poi a piedi ci porteremo comune per comune e andremo fino a Roma. Sono oltre 600 chilometri, sono oltre 60 giorni, ci fermeremo nei vari comuni, ci fermeremo dai sindaci, polizia locale, ci fermeremo nelle scuole. Anzi, oggi mi è arrivato anche la vicinanza anche del carcere di Treviso. Gireremo tutte le istituzioni per poter portare questa massima acribia nei confronti dell'incidentistica stradale. Quando arriverà a Roma? Cioè, c'è una tabella di marcia, perché sono 600 km, lei dovrà percorrere a piedi mezza Italia sostanzialmente. Certo. Percorrerò questo stivale con nel mio zaino la copia della mozione regionale firmata 20 giorni fa unanimemente da 51 consiglieri regionali, quello di portare l'obbligo dell'airbag per i motociclisti, però con fondi europei, deve far parte della prossima finanziaria. Che lei in questa mozione, che è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto più o meno un mese fa, sì, ecco, se non ricordo male, si chiede al governo di introdurre un obbligo di legge, quindi oltre a questo abbiamo anche la regione anche del Piemonte che sta
promuovendo coi consiglieri regionali in Piemonte, abbiamo la regione della Sicilia che si sta promuovendo con 90 consiglieri regionali per questa mozione per poter dare, scusate la parola, ma fretta al Consiglio dei Ministri per fare questi nuovi emendamenti. Anche salvare un solo motociclista, anche salvare un solo nelle due ruote. Ho dei bruttissimi dati. Negli ultimi 6 anni sono mancati 4.200 motociclisti italiani. Una strage. Questo penso che sia... Una strage, ed era un motociclista, stava rientrando in moto, appunto il 33enne agente di polizia locale Luigi Florean, che questa mattina, la notte scorsa, è morto a Fossalta di Portogruaro, in quel Veneto orientale che nell'ultimo periodo è segnato da tanti incidenti, così come la Marca. A tal proposito mi dicono che è stato ripristinato il collegamento con il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Eccoci. Noi ci troviamo sempre a commentare questo tipo di notizie, sindaco. Questo ultimo ragazzo, Luigi Florean, aveva soltanto 33 anni e poi in un giorno di nuovo campale per la 4 da Meolo fino a Verona. Il nodo della viabilità resta urgente. Sì, sicuramente sia quello autostradale, per cui anche come conferenza dei sindaci della Venezia orientale, quindi le 22 amministrazioni della città metropolitana di Venezia che guardano verso il Friuli, stiamo facendo una pressione importante sia sulla parte politica sia anche sul consorzio perché si mettano subito in cantiere quegli interventi di ampliamento della terza corsia nel tratto che ancora manca. È chiaro che il tema è complesso e prevede diverse attività, compresa, giustamente veniva citata prima, quella di educazione soprattutto della fascia giovane di popolazione, che spesso è quella che offre un tributo più grave, insomma. Nella Venezia orientale d'estate siamo sempre con le dita incrociate, sperando che non si ripetano episodi purtroppo a cui siamo stati abituati. Oltre alla rete autostradale riguarda anche la viabilità interna, ed è il motivo per cui la stessa conferenza dei sindaci che citavo prima si è data una priorità, cioè di individuare quali sono quegli elementi, quei buchi neri che devono essere assolutamente messi in sicurezza, dipenda da ANAS, dipenda dalla regione, dipenda dai comuni oppure la città metropolitana, per garantire migliori condizioni per chi transita lungo quelle strade. Confidiamo entro la fine del mese di ottobre di riuscire a completare lo studio e poi dire quali sono le priorità per quanto riguarda la Venezia orientale, soprattutto anche nel rapporto tra costa ed entroterra, che spesso sono i transiti più frequentati nel periodo estivo. Assolutamente, tutta la viabilità di collegamento, non c'è solo la 4 evidentemente. Certo, anche perché spesso la viabilità esterna, quella cioè che per noi è comunale, diventa trafficata da milioni di veicoli, ma quella viabilità comunale era più a uso rurale, agricolo, che non certo per sopportare il transito turistico che adesso interessa le nostre zone. Senta sindaco, com'è andata la giornata di ieri, il weekend? Era un weekend da bollino nero, ricordiamolo, per il controesodo. Sì, tutto sommato, complice probabilmente anche un tempo che ha diluito un po' anche i ritorni e ha diminuito un po' anche la presenza giornaliera, tutto sommato la rete ha anche sopportato bene questa sorta di controesodo. Però sapendo quanto lunghi sono i tempi per realizzare le opere, noi lo sappiamo perché ormai da anni stiamo aspettando il completamento dell'ultima variante alla statale 14, anche proprio per agevolare il flusso tra autostrada e coste, dobbiamo muoverci subito auspicando che le opere possano essere realizzate nel corso degli anni, quindi ci stiamo già preoccupando delle prossime stagioni e di come alleviare
il traffico che adesso sicuramente ci penalizza. Quindi è una questione soprattutto di programmazione e anche di risorse, ed è una questione per certi versi di programmazione di risorse, non per passare da un palo in frasca, ma è l'argomento di queste ore, l'emergenza Afghanistan, che vede coinvolti ancora una volta i sindaci del territorio. In queste ore dovrebbero arrivare i primi profughi in Veneto dopo i giorni di quarantena trascorsi a Roma. Tra l'altro in queste ore si registrano nuovi morti, nuove sparatorie all'aeroporto di Kabul. La situazione resta difficilissima. Ecco, sul fronte dell'accoglienza cosa farà e cosa è disposto a fare il comune di San Donà di Piave? Ma io credo che una delle esperienze che personalmente, ma anche come comunità di San Donà, reputo più positive in questi anni, quella dell'accoglienza dei migranti. E quindi dal 2016 abbiamo una comunità di richiedenti asilo e rifugiati, un numero che va dalle 40 alle 60 persone, che è stata accolta, seguita, e che è stata uno stimolo anche per la comunità, l'associazionismo, anche la scuola di San Donà, di riflettere su quello che sta avvenendo. Quindi sicuramente no l'ipotesi di avere una concentrazione di grandi numeri di persone in un unico sito, come per noi poteva essere la caserma Tombolan Fava, e lo racconta anche l'esperienza di Cona, sì a un'accoglienza diffusa. E quante famiglie sareste disposti ad accogliere, Sindaco? Perché è chiaro che in prefettura a Venezia la scorsa settimana si è parlato di un centinaio, ma sono evidentemente i primi profughi che stanno arrivando in Veneto, altri ce ne saranno nei prossimi mesi, è evidente. Fino a quante famiglie siete disposti ad accogliere? Allora io credo che con con questo fenomeno, con questa tragedia, avremo a che fare non solo i prossimi mesi ma anche i prossimi anni. Cioè chi oggi vive e vede la propria vita in un regime dove viene a mancare la libertà, l'esercizio dei diritti, io credo che cercheranno di scappare, andare in cerca di un luogo migliore dove vivere. E quindi credo che la risposta debba essere immediata. Dal punto di vista di San Donà, io credo che qualche decina di persone saremo in grado di accoglierle, e credo che questo non costituirà un problema se in proporzione tutti i comuni facessero altrettanto. Cioè finché si tratta di poche persone distribuite equamente, io non vedo problemi sociali. Il problema sono le concentrazioni. E adesso noi stiamo comunque fronteggiando, e la televisione ce lo fa vedere, un'emergenza umanitaria. Quindi qui stiamo parlando veramente di persone che fuggono dalla guerra prima e dalla schiavitù dopo, quella che si prospetta per queste persone. Quindi dare una risposta vuol dire restare umani. Ecco, questo usando parole importanti, non mie, certo. Però io ci giochiamo la nostra umanità su questa sfida. Diciamo che ieri ci sono stati messaggi importanti a tale riguardo, sia da parte del Pontefice, sia da parte di Papa Francesco che del Presidente Mattarella. Sindaco Ceresera, grazie. Come sempre noi ci aggiorniamo nelle prossime settimane anche per parlare della Fiera del Rosario e poi dei vari fronti aperti a San Donà di Piave. Grazie al Sindaco Andrea Ceresera. Buon lavoro. Andrea Dan resta con noi, abbiamo qualche istante di pubblicità, poi rientriamo e vi ricordo anche che alle 12:30 c'è Zaia da Marghera, fra poco. Di nuovo in diretta, in attesa di collegarci alle 12:30, minuto più, minuto meno, con l'unità di crisi di Marghera per il punto stampa del governatore Zaia su Covid e dintorni. In apertura vi abbiamo dato la doppia notizia tragica, ancora incidenti stradali, ancora sangue sulle strade del Veneto. Questa mattina l'incidente
a Fonte nel Trevigiano, che è costato la vita a Federico Brion, 26enne di Riese Piodecimo, si è scontrato contro un camion, e poi appunto il mortale di Fossalta, ma è già arrivato Zaia, quindi saluto Andrea Dan. Andrea Dan, buongiorno governatore. Ecco, Zaia è arrivato, Dan domani mattina parte da Treviso, abbiamo spiegato prima perché, per la sicurezza stradale, ma dobbiamo andare a Marghera, quindi in bocca al lupo Dan, colleghiamoci con Marghera. Anche il primario di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova. Perché? Perché oggi, dopo il mio intervento e dopo le domande, passerò la parola alla dottoressa Cattelan, che vi dà uno spaccato di cosa significhino i ricoveri in questo momento, perché le malattie infettive sono, diciamo, il porto d'arrivo dove arrivano i malati complicati. Vi dirà quanti ne ha, vi dirà quali sono le caratteristiche di questi ammalati. Ovviamente non è che vi dice nomi e cognomi, questo è ovvio, però vi dirà quanti sono vaccinati, quanti non vaccinati, e anche tra i vaccinati perché sono lì, perché tutti hanno una motivazione, non è che uno ha fatto il vaccino e il vaccino non ha funzionato. Capirete un po' la storia, e soprattutto vi darà anche uno spaccato di qual è poi il quadro clinico, no, di questi pazienti estivi che arrivano in ospedale. Bene, penso che sia, vista l'autorevolezza appunto della dottoressa Cattelan, ripeto, primario delle malattie infettive, che sia utile anche per i cittadini che vi leggeranno, che ci stanno seguendo in diretta, avere appunto uno spaccato di cosa significhi questo Covid estivo. Passerei subito alla lettura del bollettino. I tamponi molecolari sono 6.338.087, quelli rapidi sono 6.449.811. In totale abbiamo fatto ad oggi 12.787.898 tamponi, 12.787.898. Penso che prima del Covid era un numero, forse uno ipotizzava di vederlo dove in 100 anni, un numero del genere. Sempre sui tamponi vi voglio ricordare una cosa. Pensate, vi do un dato: dopo un mese dallo scoppio del Covid, il Covid purtroppo con la morte del signor Trevisan, quindi compare in Veneto nel 21 febbraio del 2020, dopo un mese il nostro potenziale di tamponi quotidiano era di 2.170 tamponi. Oggi, quando ci va, diciamo, di male, ne possiamo fare 40.000, a dicembre siamo arrivati anche a 73.000. Capite che la capacità di diagnostica non è aumentata ovviamente sul tampone molecolare, che diciamo a un punto di starlo quando arriva a 22-25.000 a livello regionale, oltre non riusciamo ad andare per un fatto organizzativo nonostante gli investimenti. Tutto il resto l'hanno fatto i tamponi antigenici. Positivi nelle ultime 24 ore 319, ovviamente essendo un fine settimana i 319 sono relativi a 10.725 tamponi, quindi un 2,97 di incidenza, però non valutatela perché è un dato, diciamo, del weekend. Numero dei positivi dal 21 febbraio 2020 ad oggi sono 454.220. C'è una provincia mediamente, se ci pensate. I positivi di oggi in isolamento sono 13.086. I ricoveri, un dato sul quale riflettere, più 13, 278. I ricoveri in area non critica, 223, più 9. Le terapie intensive sono 55 più 4. Quindi, per capirci, area intensiva e area non critica sono 2,23 più 9, 55 più 4. Si continua a crescere. Terapia intensiva non Covid sono 349. Che sommati ai 55 fa 404 persone assistite oggi nell'area delle terapie intensive.
I decessi nel numero invariato 11.683, i dimessi sono 22.849. Allora, come vedete non ne siamo fuori. Di certo questi dati, che rapportati al numero di positivi al giorno, hanno comunque una ricaduta nei ricoveri molto più bassa rispetto a quello che accadeva con le altre ondate. Sono dati che abbiamo in virtù del fatto che c'è una popolazione di vaccinati. Questo è poco ma sicuro, cioè la vaccinazione comunque ha cambiato il corso della storia del coronavirus. Il vaccino ti può piacere, puoi farlo, non farlo, puoi dire tutto quello che vuoi, ma è inconfutabile e è innegabile che la vaccinazione comunque oggi ci permetta di avere dei tassi di ospedalizzazione decisamente bassi. Poi vedrete i dati della dottoressa Catelin che confermeranno questo, ma ve ne dico uno in particolare. Ho visto, vi do i dati freschi di giornata. Oggi ricoverati in area non critica, vaccinati è il 22,8%, vaccinati con una dose il 3,8%, quindi vaccinati con 2 dosi 22,8%, una dose 3,8%, non vaccinati 73,4%. Considerate che da un punto di vista clinico le prime dosi a livello internazionale, dico no fully vaccinated, no? Cioè non totalmente vaccinati, vengono tutti messi assieme, i non vaccinati con le prime dosi. Però anche se guardiamo solo i non vaccinati, 73,4 che andrebbero sommati ai 3,8 della prima dose e fa 77,2 se non sbaglio nel conto. Nell'area critica, cioè in terapia intensiva, cosa abbiamo oggi? L'11,8 di vaccinati con 2 dosi, il 7,8 con una dose e l'80,4 con nessun vaccino, non vaccinati. Cioè vuol dire che se sommo la prima dose con l'80,4 vado esattamente all'88,2. Cioè vuol dire che la terapia intensiva noi la stiamo dedicando praticamente quasi totalmente a persone non vaccinate. È di notizia anche di oggi una signora di 39 anni a Vicenza, ho letto stamattina nei report, ve la leggo in diretta, tanto non dico nomi, non dico niente, dove c'è? Sanità, eccola qua, scusate un attimo, così la vediamo assieme. Vicenza, in rianimazione, ragazza entrata sabato agli infettivi, è passata ieri in rianimazione, del 1989, non vaccinata. Ma sono casi quotidiani ormai, Quindi capite che è fondamentale che io vi ricordi che l'accesso alle vaccinazioni noi lo garantiamo libero, senza alcuna prenotazione. So che le dico tutte le volte, ma è bene ricordarlo. Ai ragazzi dai 12 ai 25 anni accesso diretto e tutti gli over 60, fermo restando che poi insomma se i centri vaccinali sono a disposizione. Oggi abbiamo fatto la vaccinazione di oggi, 13.000, poco più di 13.000 iniezioni nelle ultime 24 ore, vaccini ce ne sono, i 2 vaccini che utilizziamo ormai nei centri vaccinali sono Pfizer e Moderna. L'invito a tutti coloro che hanno deciso, vi ricordo che la vaccinazione è volontaria, tutti coloro che hanno deciso di vaccinarsi, di approfittare di tutto questo. Rispetto alla terza dose, resto convinto che se si dovrà fare, allora ci sono esperienze internazionali, Stati Uniti, Francia, Israele che ha iniziato per prima, addirittura Israele l'ha estesa agli over 12, se si dovrà fare lo dovrà dire la comunità scientifica, noi non abbiamo la preparazione per dire che servirà o non servirà, EMA si dovrà esprimere, so che è questione di ore, ma io dico solo una cosa dal punto di vista proprio tecnico, operativo, logistico, che è roba che ci inquieta di più, che se sarà necessaria una terza dose, e per quali categorie non ve lo so dire,
che ce lo dicano subito, che non ci vengano a dire a ottobre, novembre, dicembre di iniziare a pensarci, perché potrebbe essere troppo tardi. Il tema dei fragili, degli immunodepressi, degli anziani delle RSA e degli over, definiamoli così, è un tema importante, perché capite che nell'RSA noi abbiamo 30.000 ospiti, oltre a altrettanti operatori, è fondamentale metterli in sicurezza, come del resto negli ospedali, perché ricordo che i nostri medici, i nostri operatori si sono vaccinati ormai 8, 7, 6 mesi fa, perché hanno iniziato per primi ad essere vaccinati. Se avete domande, ragazzi. Tosato, Prigioni, Guidone, Giacomuzzo, niente. Prego. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ecco, a proposito di scadenze, di tempi e di fretta, la scuola è pressoché, insomma, alle battute iniziali, a giorni inizieranno le riunioni tra i docenti. Ci sono novità per quanto riguarda l'aspetto prettamente operativo di prevenzione e di controllo delle scuole? Noi faremo una presentazione del progetto all'inizio della prossima settimana. Noi siamo assolutamente sul pezzo. Posso garantirvi che abbiamo irrobustito il progetto della scuola Sentinella, lo sapete perché non è un mistero, mi diceva stamattina peraltro il generale Figliuolo, che ho sentito, mi ha chiamato perché ha fatto 2 giorni in provincia di Treviso, mi ha detto che ha ricordato che a livello nazionale si mutua il progetto del Veneto, quindi le scuole a livello nazionale verranno tutte monitorate col famoso progetto Sentinella che il Veneto ha già testato nel passato anno scolastico. Abbiamo acquistato quasi 1 milione di tamponi molecolari salivari, le microbiologie sono in rete e ovviamente li abbiamo acquistati con la formula alla bisogna, no? Cioè, li pago se li uso, se no non li porto a casa. Perché? Perché abbiamo speranze, visto e considerato che è stato mutuato il nostro progetto nazionale, più che speranze ci è stato detto che la fornitura a tutte le regioni dei tamponi verrà fatta direttamente dalla struttura commissariale. Quindi se arriveranno velocemente quelli della struttura commissariale, noi non, mi dicono quelli di Azienda Zero, non daremo corso all'acquisto che abbiamo già con prezzi bloccati. E per noi la madre di tutte le battaglie è quella della scuola, no? Io l'ho definito il D-Day, il 13 di settembre. Guardate che per noi la sfida è far andare i ragazzi a scuola, appunto. A DAD qua faremo battaglia fino all'ultimo millimetro, senza quartiere, perché comunque dobbiamo fare in modo che i ragazzi vadano a scuola. Per quanto riguarda le vaccinazioni, i ragazzi, le vaccinazioni dei giovani stanno andando bene, perché ci stiamo avviando, abbiamo superato un ragazzo su 2 vaccinato in età scolastica. Stanno ancora accedendo, vi ricordo che abbiamo mediamente 4.000 prenotazioni al giorno, indifferenziate per fasce d'età, però è innegabile che siano fasce d'età giovani, cioè siano ragazzi, e dopodiché c'è il grande tema degli insegnanti, ma questo è un tema che dovremmo affrontare a livello nazionale, nel senso che non so cosa abbia deciso il governo, poi sì, sappiamo cosa ha deciso il governo, però vedremo di capire poi come si concretizzerà. Mi sembra che ci sia, come si può dire, ancora discussione su questo tema, no? Però noi siamo qui ad erogare un servizio, cioè, e lo vogliamo far bene, insomma, vedete che ormai noi contiamo per fine settembre di aver superato l'80% di popolazione vaccinabile vaccinata, quindi il nostro gregge l'abbiamo sistemato. Il problema è quelli degli altri greggi che non vengono sistemati. Quindi i Veneti hanno dato anche un segnale di partecipazione. Sentite, c'è qualcuno che si diverte a fare il vaccino? No. C'è qualcuno che ha, come si può dire, che ha voluto farlo perché è convinto? No, cioè, lo sappiamo com'è col vaccino. La paura è un sentimento umano e va rispettata. Io sono convinto che ci sono tante persone che non si vaccinano perché hanno paura. Noi dobbiamo dare informazioni e se continuano ad aver paura è giusto che decidano di fare quello che è meglio per loro, ma non si può trasformare la paura in un'architettura di alibi per quasi dire che quelli che sono vaccinati sono 4 idioti. La paura è giusto che sia rispettata, ma uno non può
arrivare a giustificare la sua paura pensando che ci siano tutte le giustificazioni del mondo per non farsi il vaccino. Oggi, se siamo aperti e se oggi abbiamo questa condizione sanitaria gestibile, lo dobbiamo a quel quasi 78-79% dei veneti che si è vaccinato. Io non ce l'ho con chi non si è vaccinato, ho il massimo rispetto, però non posso condividere i toni che spesso vedo nei confronti di chi si è vaccinato. A me spiace che questa tragedia sia passata dai terrazzini con andrà tutto bene al fatto che adesso sta diventando una specie di fra virgolette confronto civile, volevo dire guerra civile, insomma una guerra tra poveri, tra vaccinati e non vaccinati. Guardate che in 20 mesi si è riusciti a passare dal terrazzino, in un momento nel quale tutti avevano paura di morire, per questo erano pieni i terrazzini, adesso ai premi Nobel della salute, della sanità, chi sa tutto. A me spiace, però insomma ne verremo fuori anche da questo casino. Altre domande? Sempre sulla scuola. Prego. Perdoni, ma come se lo immagina il primo giorno di scuola? Organizzato per noi. La scuola trovi il sistema di far trovare i docenti nelle aule, e non è colpa della dottoressa Palumbo, che so che assieme ai suoi ci mette il massimo, però insomma spererei che anche quest'anno non ci sia, che per un mese sentiamo dire che mancano docenti, 10.000, 11.000, cioè questi numeri da Veneto è anche di più. E dopodiché per quanto riguarda sanitariamente la nostra squadra ci pensa e farà in modo di essere poco invasiva, di essere a fianco dei ragazzi, perché a noi interessano i ragazzi, ovviamente agganciati alle loro famiglie, e l'invito che faccio è per chi può vaccinarsi si vaccini. Grazie. Prego. Allora abbiamo Prigioni. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. È arrivata a noi la segnalazione del familiare di un ospite di una casa di riposo di Oderzo che all'interno di questa struttura c'è stato un caso di positività di un operatore e quindi hanno di nuovo posto gli anziani in isolamento e chiuso la struttura, e questo ha creato apprensione sia ai familiari che ovviamente agli ospiti stessi. Quindi si chiedeva se questa è la procedura. E poi io aggiungo se mi può dare un quadro della situazione nelle case di riposo, anche alla luce del vaccino che per molti anziani magari sta per scadere. Ecco. Magari facciamo dopo il mio intervento, prima della dottoressa Catterano, l'assessore dava un quadro sulle case di riposo che questa mattina abbiamo fatto una riunione proprio su questo, quindi l'assessore vi può dare un aggiornamento puntuale. Ok? Grazie. Grazie. Guidone. Sì, buongiorno. Buongiorno. Le pongo un quesito che arriva da molti centri sportivi che si trovano nel territorio, che ci scrivono che ogni giorno ci sono persone senza Green Pass che inviano a queste associazioni appunto video, documenti, addirittura anche aggressioni verbali, per appunto chiedere, pretendere di entrare e poter svolgere attività sportive anche senza il Green Pass. E allora queste associazioni sportive ci chiedono a lei, Presidente Zaia, come possono far fronte a questa situazione dando delle risposte certe a queste persone e mettere a tacere chi appunto non rispetta il loro lavoro, già dicono fortemente penalizzato da quasi 2 anni. Allora, questa è una norma nazionale, non è una norma regionale, no? Quella del Green Pass. Purtroppo questo è il segno dei tempi, nel senso che io frequento un centro sportivo dove comunque al varco e al tornello devi avere lettura del Green Pass, devi avere lettura ancora della temperatura e igienizzazione delle mani. Mi metto nei panni di molti gestori che hanno difficoltà nella gestione di questo. E infatti secondo me c'è un vulnus in queste norme, perché non si va a identificare, come quando abbiamo parlato dei ristoratori, ma il ristoratore ha titolo a chiedere la carta d'identità per vedere che il Green Pass sia proprio quello di quella persona che tu hai davanti oppure no. E i cittadini possono trasformarsi in organi di polizia. Io ho l'impressione che ci sia un'area grigia su tutto questo, quindi hanno la mia vicinanza i gestori che si trovano in questa difficoltà, però deve essere il legislatore a livello nazionale che risolve il problema, noi non possiamo farne nulla. Una delle obiezioni che vengono poste da appunto queste persone è citare questo famoso regolamento dell'Unione
dice che non possono essere discriminate le persone che hanno scelto di non vaccinarsi. Lei cosa risponde a questa? Ma guarda, io penso che debbano essere tutelate le libertà di tutti, però oggi c'è questa norma, non ne possiamo fare nulla. Dopodiché ragazzi, cioè, se diciamo che la vaccinazione comunque ha dato già degli effetti su quello che è la curva dell'infezione, il mondo sta andando in questa direzione, probabilmente i nostri 11.000 medici che sono vaccinati non capiscono nulla e l'unico che va in piazza a dire che non hanno capito nulla è quello che ha capito tutto. Cosa volete che vi dica? Grazie. Prego. Magari poi chiedete anche alla dottoressa Catenà cosa pensa della vaccinazione al di là dei pazienti. Immagino sia vaccinata. Vaccinata, quindi. Giacomo Muzzo. Buongiorno. Buongiorno. L'anno scorso in questa stagione i sorvegliati speciali erano i turisti che rientravano dalle vacanze, dalle ferie, il pericolo era fuori. Adesso la situazione è completamente mutata grazie al vaccino, ma c'è a parte i non vaccinati un rischio maggiore che arriva proprio da chi rientra? C'è la possibilità di focolai zone? Ce l'abbiamo, c'è un esempio a Treviso con i macedoni e vedete cosa è accaduto, nel senso che ci sono delle comunità in giro per l'Europa dove la vaccinazione è abbastanza aleatoria, dove comunque anche il livello di tutela con i dispositivi viene ritenuto, diciamo, abbastanza superficiale, affrontato in maniera superficiale. Il risultato è che abbiamo focolai di infezione. Magari sono da quasi totalità asintomatici, però ci sono. E qualcuno viene anche ricoverato, però. Un po' dare una mappa solo a Treviso, un po' sparsi a macchia di leopardo? No, ce n'è adesso da dirvi dove, cioè noi non abbiamo grossi focolai, a Treviso c'è quello più grosso perché ha qualche centinaio di persone coinvolte e quello dà anche uno spaccato della difficoltà e della criticità che abbiamo su quel fronte, diciamo, geografico. Dopodiché mi diceva il dottor Benazzi che il rappresentante della comunità macedone ha voluto vaccinarsi e mandare un messaggio a tutti, però dobbiamo fare squadra ragazzi, se no non ne veniamo più fuori. Eventualmente altre per completare questo Sì, lo dobbiamo sentire con il SISP e con la prevenzione, la dottoressa Russo, per avere un quadro, casomai proviamo a sentire. Notizie di altri, a parte quello importante dei paesi balcanici di Treviso? No, focolai ad esempio turistici, definiamoli così, insomma, famosi arrivi da Ibiza dell'anno scorso o dalla Grecia non ne abbiamo. Considerate che noi siamo l'unica regione in Italia che ha disposto i tamponi, ho fatto un'ordinanza io per questo, ancora un mese e mezzo fa, quindi da Malta, Grecia, Spagna, Gran Bretagna, insomma c'erano un bel po' di paesi, Croazia. Cambio argomento, Presidente. Prego. Sulla terza dose, lei sono settimane che caldamente chiede di... Che ci dicano, io non sto chiedendo la terza dose, che ci dicano qualcosa. Cosa fare? Penso mi tocca farla anche a me. Anche il Presidente di Uripa ha manifestato tutte le sue preoccupazioni che sono coincidenti alle sue. La domanda è, c'è un sentore, il governo sta battendo un colpo, ha un'idea, c'è un appuntamento in agenda? Se volete la mia opinione accadrà, ma è innegabile perché vedo che ormai in molti paesi si stanno muovendo sulla terza dose. Noi non siamo stati su alcuni fronti siamo stati innovativi e dei grandi innovatori. Sul fronte della vaccinazione giustamente si va avanti con prudenza, si aspetta e tutto, ma quando tu vedi Israele che vaccina, Francia che vaccina, Francia ha iniziato a fare la terza dose, Stati Uniti, se non sbaglio anche Gran Bretagna ha reintrodotto il tema della terza dose. Capite che pensare che si possa pensare di fare il percorso netto decisamente no. Ci diranno qualcosa, insomma siamo ancora a fine agosto, diciamo, il margine ce n'è ancora oggettivamente operativo, però guardate che questo significa per noi cosa? Centri vaccinali da tenere aperti, significano 1600 persone da dedicare tutti i giorni non agli ospedali ma ai centri vaccinali.
Prego. Altre domande oppure passerei all'assessore se non c'è. Facciamo l'assessore e poi la dottoressa Cattelan. Grazie, buongiorno. Arrivederci. Allora, per quanto riguarda le strutture per anziani, noi abbiamo 2 focolai identificati, uno nel Veronese, nella struttura di Mezzane, e uno nel Vicentino, nella struttura di Cartigliano. A Mezzane abbiamo 19 persone positive, 14 ospiti e 5 operatori. Ci sono sia operatori, mi sembra che a Mezzane ci sono un ospite non vaccinato e 2 operatori non vaccinati. Gli altri sono ospiti tutti vaccinati, che probabilmente poi lo dirà anche, credo, la dottoressa Cattelan. Sono ospiti che, essendo in una situazione di comorbilità, pluripatologie, anche con un sistema più debole, probabilmente il vaccino non ha dato, o comunque è già finito la risposta che può dare. Noi stiamo anche i 2 SISP, sia quindi quello dell'USL Scaligera sia quello dell'USL Pedemontana, di concerto con la prevenzione regionale stiamo facendo anche un'analisi molto dettagliata rispetto ai titoli anticorpali di queste persone, in modo da avere anche una fotografia e poi avere dei dati anche da confrontare. Mi sembra che nel Veronese, ieri mi ha informato il DG Girardi, c'è una persona che è stata ricoverata ed è la prima persona da casa di riposo che viene ricoverata negli ultimi mesi, insomma non avevamo più ricoveri da casa di riposo tra le persone invece che conteggiamo ogni giorno all'interno delle parti in area critica o non critica. A Cartigliano ci sono 19 ospiti e 5 operatori positivi, e anche in questi casi c'è un paio, 2 ospiti non vaccinati e un paio di operatori non vaccinati, il resto sono tutti vaccinati, però non c'è nessuna persona ricoverata, e sia nel primo caso che nel secondo caso sono quasi tutti asintomatici. Gli operatori sono tutti asintomatici, gli ospiti c'è qualcuno che ha un po' di febbre, però insomma tutto molto limitato e anche gestibile. Chiaramente sono scattati i piani all'interno delle strutture, quindi separazione. In alcuni casi hanno fatto anche separazione tra gli ospiti positivi, una cosiddetta area grigia, che potrebbero essere gli ospiti che sono entrati in contatto, che però non in maniera, non so, il compagno di stanza di un positivo, e poi un'area invece cosiddetta bianca, quelli che non hanno avuto nessun contatto. È chiaro che in questi casi le strutture sono state nuovamente chiuse, quindi hanno chiuso le strutture per l'accesso ai familiari, proprio per cercare di contenere il più possibile e di capire anche da dove insomma potrebbe essere arrivato, quindi insomma cercare di fare anche un po' di ricostruzione, altrimenti poi si allarga anche tutto il quadro epidemiologico, quindi con la ricerca dei contatti stretti e quant'altro. Queste sono le situazioni che noi oggi abbiamo. Su Oderzo non ho sentito, ma se c'è un caso solo, quindi è un caso diciamo così limitato. Noi comunque non abbiamo mai smesso di fare il monitoraggio nelle case di riposo, ed eventualmente a mercoledì forse riusciamo anche a darvi la tabella che ogni tanto vi davamo. Quindi noi una volta a settimana raccogliamo da tutte le case di riposo quante persone positive ci sono, quante sono ricoverate, le suddivise tra ospiti e operatori, quindi per metà settimana, insomma il prossimo incontro forse riusciamo anche a darvi una tabella complessiva di tutta la regione. Quindi abbiamo continuato e continuiamo proprio nell'ottica di monitorare. Quello che io mi sento di dire è che probabilmente insomma questa cosa va a rimarcare, a sottolineare la necessità, come diceva il Presidente, della terza dose, soprattutto per questi soggetti che sappiamo sono soggetti che poi hanno difese immunitarie molto basse, ma ripeto, lo saprà dire molto meglio della sottoscritta poi la dottoressa Cattelan, in cui anche i titoli anticorpali si sono azzerati o si sono già in qualche modo esauriti, insomma questa è un po' la questione. Quindi ecco, questa è la situazione all'interno delle strutture. Sono 2 focolai molto attenzionati, molto monitorati, su cui abbiamo anche fatto un'indagine epidemiologica specifica, proprio per capire, anche perché probabilmente potrebbe essere utile per noi, ma anche per i decisori in base al discorso relativo alla terza dose. I risultati di queste 2 mercoledì? No, mercoledì riesco a darvi, se volete, una tabellina complessiva, quella che vi davo insomma un paio di mesi fa, su tutte le strutture, quanti positivi, quanti ricoverati. Su invece i risultati li stanno facendo e quindi abbiamo bisogno insomma di un po' di tempo, adesso non so quanto, però insomma appena saranno pronti ve li comunichiamo.
Altre domande per l'assessore? E quindi lasciamo alla dottoressa. Lasciamo il campo alla dottoressa Capelà. Prego, dottoressa. Ecco, buongiorno a tutti. Ringrazio l'assessore, ovviamente il Presidente, per l'invito. Mi è stato proprio chiesto di fare una fotografia di quello che sta succedendo nel nostro reparto a livello proprio di malattie infettive. Io posso dire che la situazione non è da bollino rosso, ma è sicuramente una situazione che merita molta attenzione ed impegno. E perché dico questo? Perché i ricoveri purtroppo stanno aumentando. Noi eravamo arrivati a giugno ad avere 14 ricoveri complessivi in un mese di pazienti Covid, siamo andati a luglio ad averne 35, ad agosto già 48. Quindi il trend è in ascesa. Ma voi mi direte, chi sono questi pazienti ricoverati? Ecco, la fotografia di questa mattina è che nel nostro reparto ci sono 16 pazienti ricoverati, di cui 12 non vaccinati e 4 vaccinati. 12 non vaccinati, quindi tenete conto che praticamente 2/3 della nostra attività viene fatta su persone che potevano vaccinarsi, che avrebbero potuto usufruire del vaccino e che forse non sarebbero mai state ricoverate, tanto che alcuni di questi dicono: caspita, mi fossi vaccinato non sarei qui, e che ovviamente ci permetterebbero di dedicare le risorse di posti letto e poi le risorse umane alla cura di tutte le altre patologie che, ricordiamo, purtroppo in questo anno e mezzo abbiamo in parte trascurato per ovvi motivi. Le risorse sono quelle, per cui insomma dobbiamo o dedicarle in un modo o dedicarle in un altro. Quindi sono pazienti non vaccinati di età giovane, soprattutto 50-60 anni, però abbiamo anche avuto 2 ricoveri fra ieri e stanotte di un 24enne e di un 32enne. E sono tutti ricoveri molto impegnativi, perché chi sta bene, chi satura, chi non ha bisogno dell'ossigenoterapia viene mandato a domicilio e magari viene fatta la somministrazione dei monoclonali che stiamo potenziando, mentre chi ha una patologia importante, quindi un impegno respiratorio importante, viene ricoverato. Fra, ripeto, questi 12 pazienti non vaccinati abbiamo anche 2 donne gravide, e anche qui adesso stiamo cercando di capire e di insistere sulla vaccinazione in questa categoria specifica di popolazione, perché è vero che non c'erano delle linee guida ben definite eccetera. Adesso ci sono sia a livello italiano che internazionale, per cui la vaccinazione nella donna gravida è altamente consigliata e raccomandata. E quindi questo è un impegno sul quale dobbiamo impegnarci proprio prossimamente. Altri, prima si parlava appunto di persone che arrivano da fuori, dall'estero eccetera. Fra queste persone non vaccinate e ricoverate ne abbiamo alcune che provengono proprio dai paesi dell'est, dove sono andati per passare le vacanze estive o per feste familiari eccetera, e sono rientrati positivi, e abbiamo dei dati anche scientifici proprio pubblicati molto recentemente sul JAMA International sul JAMA Medicine, che ci mostrano come l'infettività è maggiore nei 2 giorni prima della comparsa dei sintomi fino ai 3 giorni successivi. Quindi queste persone che sono rientrate in autobus con tanti altri connazionali eccetera, ovviamente hanno rappresentato un vero possibile inizio di focolaio. Ecco, speriamo di no, però questo è un altro rischio. Poi ci sono invece dei pazienti che, come è stato detto prima, sono stati vaccinati con doppia dose ancora all'inizio, a gennaio, febbraio, e che hanno sviluppato l'infezione.
perché sono pazienti fondamentalmente molto debilitati, questi sì sono anziani con patologie che hanno determinato proprio non solo lo scemare della risposta anticorpale al vaccino, ma addirittura non hanno proprio fatto risposta anticorpale a causa delle malattie ematologiche sottostanti. È ovvio che queste persone meritano un'attenzione ancora maggiore, perché vuol dire che meno circolazione di virus c'è in giro, meno queste persone possono ammalarsi, possono venire a contatto, cioè con il virus, e quindi ammalarsi. E direi quindi che anche questa è un'ulteriore spinta alla vaccinazione. Io sono proprio convinta che il vaccino sia la nostra arma vincente, perché è quella che ci ha permesso di mantenere questo relativo basso numero di ricoveri, nonostante vi sia stata una ripresa, direi quasi totale, della vita comunitaria. Però il vaccino non è la soluzione. La soluzione completa, nel senso che abbiamo bisogno anche di altre attenzioni, abbiamo bisogno soprattutto di tenere sempre alta l'asticella, e quindi soprattutto nei riguardi delle persone che sono un po' più deboli, più fragili, più vulnerabili, che sono quelle che effettivamente poi possono essere colpite dall'infezione. Posso dire sì, ecco, vi posso anche dire ecco, se volete, insomma, come nostra attività, al di là dell'attività dei tamponi che facciamo sempre tanti, sia per le persone che devono essere ricoverate e quindi devono fare l'intervento chirurgico, sia per chi invece viene per viaggio o per qualsiasi altro motivo, ma un'altra area in cui stiamo lavorando parecchio è l'area della somministrazione dei monoclonali, che rappresentano insomma una terapia antivirale diretta che ci permette di impedire un po' l'evoluzione di questa infezione in forme di malattia polmonare, in forme gravi. Ecco. E ci tengo a dire che noi insomma abbiamo sempre puntato molto su questo aspetto fin dall'inizio. Abbiamo anche proprio già analizzato dei primi dati che adesso sono in corso di sottomissione a una rivista internazionale, che ci mostrano come effettivamente la terapia dei monoclonali, oltre a essere sicura, ci ha permesso di evitare l'ospedalizzazione e l'evoluzione delle infezioni in malattia grave in tutti i pazienti che abbiamo trattato. Qui in questo studio ne abbiamo analizzati 112, nessuno di questi 112 pazienti, ed erano tutti pazienti ad alto rischio di evoluzione Covid, è stato insomma, ha avuto un'evoluzione in forma grave, nessuno è andato in terapia intensiva, nessuno è morto. E il monoclonale ci aiuta anche ad una più rapida riduzione dell'infettività e quindi della contagiosità, della trasmissione del virus alle altre persone. Ecco, quindi anche questo, adesso che abbiamo avuto anche un'apertura delle maglie di arruolamento da parte di AIFA, ci permette, pur mantenendo la prioritizzazione per le persone che hanno più bisogno, ma ci permette insomma di muoverci meglio e quindi di offrire il monoclonale anche a soggetti che riteniamo ne possano avere dei vantaggi. Grazie dottoressa, mentre lei parlava avevo visto la mano di Bonet che si alzava, poi vedo Tosato, chi altri ha domande? Vediamo. Dottoressa, buongiorno. Allora, mi ha colpito questo tema del fatto che per curare le persone in terapia intensiva non vaccinate si devono trascurare altri malati che avrebbero bisogno della terapia intensiva. Allora mi chiedo... No, non parlavo della terapia intensiva, parlavo in generale dicendo che se noi come malattie infettive abbiamo 29 letti, ne abbiamo 16 dedicati a Covid, lei capisce che abbiamo una possibilità ridotta di curare tutti gli altri pazienti con altre patologie che vanno dalle spondilodisciti all'endocarditi eccetera, che magari vengono trattati altrove ma non con la stessa expertise, non con la stessa cura. Insomma, direi che ogni paziente deve andare sul posto giusto. Il ragionamento è che il letto occupato da una persona Covid non vaccinata occupa un posto che potrebbe andare a qualcun altro. Allora mi chiedevo, esistono delle linee guida per stabilire la priorità del ricovero
in questo senso? Cioè, lo chiedo perché magari da cittadino, se io avessi un incidente stradale e il mio posto di letto di terapia intensiva è occupato da una persona Novax che avrebbe potuto vaccinarsi e non essere in terapia intensiva, qualche disagio me lo crea, per cui esistono delle linee guida che danno delle priorità oppure no? Grazie. Beh, per quanto riguarda l'accesso alla terapia intensiva, credo che nessuno mai abbia negato un accesso a una terapia intensiva quando questo era necessario. Era successo, questo la società di anestesia aveva fatto le linee guida che stabilivano. No, a suo tempo, all'inizio, l'anno scorso, c'era stata una linea guida per la prioritizzazione di quali pazienti Covid, non extra Covid, ma Covid, potessero accedere alla terapia intensiva, e questo era stato fatto soprattutto alla luce dell'emergenza che c'era in Lombardia. Direi che in Regione Veneto non è mai stata veramente applicata questa cosa. In Regione Lombardia, dove c'era stato il grande picco epidemico, si era in qualche maniera creata una linea guida per vedere quali pazienti potevano andare, quali pazienti avrebbero avuto del vantaggio ad andare in terapia intensiva rispetto a chi invece non ne avrebbe avuto nessun vantaggio, nel senso che sarebbe stato comunque un percorso ad esito infausto. Buongiorno dottoressa, una domanda così duplice se vogliamo. Uno, rispetto all'anno scorso, qual è un po' l'andamento, cioè il raffronto dell'andamento per quanto riguarda malattie infettive? Lei ci ha detto questa ascesa in questi mesi, ecco un raffronto con l'anno scorso. L'altro quesito prevede che ci sarà un ulteriore aumento dei ricoveri nei prossimi mesi? Ma non ho una sfera di cristallo e quindi non lo posso dire, credo che nessuno di noi in realtà possa dirlo. Ci sono degli scenari possibili che uno può prevedere, può ipotizzare. Io dico e insisto ancora, se la campagna vaccinale prosegue in maniera efficace e riusciamo veramente ad andare oltre l'80-90% delle persone vaccinate, io dico che non avremo più quei picchi che abbiamo avuto l'anno scorso. Io penso che qualche piccolo si potrà avere, perché abbiamo detto il vaccino ci protegge dallo sviluppo della malattia grave ma non dalla circolazione del virus. Il virus può circolare, continuare a circolare ancora, per cui è possibile che ci siano, con la ripresa delle scuole, con l'inizio dell'autunno, altre patologie respiratorie che per forza di cosa si svilupperanno, quindi magari rendono un po' più debole, fra virgolette, il soggetto. È possibile che ci siano delle piccole recrudescenze che però magari si snodano e si sviluppano in forme lievi, moderate, che non necessitino magari neppure di ricovero ospedaliero. Per cui questo è lo scenario che io ipotizzo e che spero abbia a succedere. È ovvio che poi restano sempre dei punti interrogativi, anche può essere la stessa evoluzione del virus. Abbiamo avuto varie varianti, la variante Delta sappiamo che è più diffusiva, aumenta il rischio delle ospedalizzazioni, insomma si diffonde più rapidamente. Però potrebbero esserci ulteriori varianti, questo nessuno lo può sapere e in questo momento non abbiamo nessuno strumento per poter dire che questo succederà. Io mi auguro che no, ovviamente. L'impegno è quello di avere testa, essere responsabili, andarsi a vaccinare. Ecco, io mi sono vaccinata e vorrei che anche gli altri si vaccinassero, perché è una questione proprio di libertà personale, ma anche di libertà di circolazione, quindi di libertà per tutti. Altre domande? Giacomuzzo. Dottoressa, le riporto un attimo ai numeri che ci aveva dato: 16 pazienti in tutto, 12 non vaccinati. Tra questi 2 pazienti giovanissimi, 29 e 32, che sono le neomamme allora? No, le neomamme sono altre 2, questi sono 2 maschi, questi 2 ricoverati ieri, insomma, che sono giovani non vaccinati, di cui uno straniero appunto che rientrava invece un ragazzo italiano che aveva intenzione di vaccinarsi ma non l'aveva ancora fatto.
quindi. Le chiedo il focus sulle neomamme, perché anche noi oggi riportiamo il caso di una giovane donna che ha partorito e che poi è stata colpita dal virus in modo importante. Non so se è la stessa 39enne di cui faceva prima riferimento il Presidente oppure no. Al di là di quello, il fenomeno delle mamme che finiscono in terapia intensiva o che comunque faticano è di questo momento qui, perché c'è magari stata minore attenzione alle misure? Sono capitate anche negli altri mesi? Sì, queste nostre due donne non sono andate in terapia intensiva, una donna in alti flussi, una no. Abbiamo avuto durante la prima ondata una donna che è andata in terapia intensiva, che poi insomma comunque l'esito è stato positivo, nel senso che è nato un bambino sano, lei è stata meglio e adesso la seguiamo nel follow up, per cui direi che questo è stato l'unico caso che abbiamo avuto, quindi ovvio sono casi sporadici che possono succedere. Direi che, come vi avevo già detto prima, queste donne non sono state vaccinate, una che è una straniera probabilmente anche per scelta, la donna italiana no, e purtroppo non era stata consigliata bene, nel senso che gli avevano detto che forse non valeva la pena vaccinarsi proprio in questo momento. Ripeto, è anche a parziale scusante di colleghi perché fino a poco tempo fa non c'erano delle direttive chiare, adesso lo sono, per cui non ci sono più scusanti, insomma, ecco. Quindi non ci sono problemi, io donna incinta posso vaccinarmi, non ho problemi, il bambino e anche in fase di allattamento? Sì, può essere. Sì. Prego. Altre domande, colleghi? Grazie, allora possiamo chiudere qui. Grazie dottoressa, grazie assessore. Grazie. Rientriamo in studio, questa dunque la conferenza stampa odierna del governatore Zaia con l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e con la dottoressa Anna Maria Cattelan, che è dirigente dell'unità operativa complessa delle malattie infettive all'ospedale di Padova. Un punto articolato che come sempre è partito dai numeri dell'emergenza Covid, se di emergenza possiamo ancora parlare, in particolare dai numeri dei ricoveri che sono in aumento, in lento aumento ma pur sempre costante. Li possiamo vedere insieme, partiamo proprio da qui. Vi mostro la solita tabella, quella che ormai conoscete bene, quella del contagio, solo un attimo, eccola qui. Siamo a 319 nuovi casi di positività nelle 24 ore in Veneto, con la diciamo così, performance di Treviso che è a 115. Perché Treviso? Perché come sapete a Treviso si è sviluppato questo focolaio denominato balcanico, fatto per lo più di persone che sono rientrate dai paesi di provenienza dove hanno trascorso le ferie, in particolare la Macedonia del Nord, ma non soltanto. Più o meno lo stesso problema che si è riscontrato nei giorni scorsi nel Bellunese, quindi 319 nuovi casi, ma come sapete adesso il numero a cui fare riferimento, quello che viene poi considerato anche per i cambi di fascia, di colore, è quello dei ricoveri. Ebbene, siamo a 223 ricoveri in area non critica, quindi nei vari reparti di malattie infettive, medicina, pneumologia, e 55 in terapia intensiva. Di questi 52 sono i soggetti positivi, quindi siamo sempre sul filo del rasoio, così era stato detto anche dal coordinatore delle terapie intensive del Veneto Paolo Rosi la scorsa settimana. Superare la quota dei 50 significa entrare
entrare nella fase 2 dell'emergenza perlomeno ospedaliera, quindi con l'implementazione di nuovi posti letto e la conseguente riorganizzazione del personale. C'è poi tutto l'aspetto dei vaccini, possiamo vedere anche questo, i dati aggiornati ci parlano di 13.000 dosi somministrate nella giornata di ieri in Veneto, nonostante fosse domenica, quindi si tratta di un dato tutto sommato buono. Di queste oltre 13.000, 4.273 prime dosi, 9.000 passa cicli completati, 89,9 la percentuale di dosi somministrate su quelle fornite. Quindi dicevamo ricoveri in lento aumento, con il caso limite che vedete anche in titolo di questa donna 32enne vicentina, prima ricoverata in malattie infettive, in queste ore portata in terapia intensiva. Una donna non vaccinata, del resto lo ha sottolineato la stessa Catalan, 8 pazienti ricoverati in terapia intensiva su 10 continuano a non essere vaccinati, e il tema delle vaccinazioni, come sapete, è quello caldo, con il governatore Zaia che ha ripetuto il suo invito a vaccinarsi, dicendo sì, non è un obbligo, ma invito caldamente appunto la popolazione a vaccinarsi, perché per l'appunto i dati parlano chiaro. Zaia ha detto l'invito è a fare i vaccini, la paura è comprensibile ma non può essere un alibi, e chi si è vaccinato non può essere colpevolizzato dai Novax. Queste le parole testuali di Zaia, mentre si apre anche un altro fronte, quello della preoccupazione per le case di riposo, perché si stanno riscontrando dei primi focolai. Va detto, questo è importante ribadirlo, che nessuno dei soggetti interessati è grave, quindi il vaccino sembra contenere ancora una volta gli effetti più gravi della malattia, ma evidentemente a non respingere in toto il contagio. E quindi ci sono questi primi focolai in casa di riposo, e anche questo è un fronte che si sta monitorando. Questa è la conferenza stampa di oggi del governatore Zaia. Ovviamente metteremo tutti questi temi in fila questa sera a partire dalle 18:30 nel corso dei nostri telegiornali, ma come sapete è una giornata con tanta cronaca. Prima però di ripercorrere insieme i fatti salienti, siamo collegati con Lorenzo Maier, con il nostro Lorenzo Maier, perché ci sono fortunatamente anche le buone notizie, ci sono anche le storie di ripartenza, chiamiamole così, anche se è un po' retorico ormai, di ripartenza effettiva. Mancano meno di 2 giorni al via della mostra del cinema a Venezia, e sarà veramente un red carpet da evento di primo livello. È così, Lorenzo? Certamente, Cristian, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori. E siamo nelle ore che immediatamente precedono l'apertura di mercoledì, anche se a Lido già da domani saranno protagonisti i film, con la preapertura della mostra aperta al pubblico, chiaramente che si dovrà prenotare, con già 2 iniziative. Primo un documentario del regista padovano Andrea Segre, che documenterà la mostra del cinema 2020, raccontando come lo scorso anno si è potuto fare un cinema di altissimo livello, un evento internazionale ai tempi del Covid, un documentario commissionato dalla Biennale. Poi alle 21, sempre in Sala d'Arsena, un omaggio della mostra al grandissimo Nino Manfredi. Questi primi 2 appuntamenti preapriranno il festival, che verrà inaugurato mercoledì alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, con la premiazione del Leone d'Oro Roberto Benigni, con la madrina Serena Rossi che dichiarerà ufficialmente aperta la mostra. Qui a Lido c'è molta effervescenza, perché la cittadella del cinema è nel pieno degli allestimenti. Ci sarà una mostra che sarà sicuramente blindata con controlli serrati, sia per quanto riguarda la prevenzione dei contagi. Sarà necessario esibire il Green Pass
oppure un tampone effettuato nelle ultime 24 ore prima di accedere alla Cittadella del Cinema, e anche per le misure di sicurezza che ovviamente sono quelle di cui siamo abituati, ma ulteriormente rafforzate quest'anno per la presenza annunciata del Capo dello Stato. Assolutamente Lorenzo, poi tra l'altro nei giorni scorsi era emersa anche la notizia che in qualche modo queste misure di sicurezza saranno ulteriormente implementate per il rischio terrorismo, anche per i fatti a cui stiamo assistendo in questi giorni, in queste settimane dall'Afghanistan. Sì, certamente siamo abituati che un evento di questa portata può avere e avrà sicuramente una grandissima rilevanza internazionale, e per cui potenzialmente potrebbe essere anche oggetto di chi magari ha intenzione di fare qualche atto di megalomania o di altro genere. Mi sento però di rassicurare tutti che la situazione è assolutamente al momento tranquilla, si potrà accedere al festival in grande serenità, pur con le dovute cautele di cui siamo abituati. Ci sarà più gente rispetto allo scorso anno, sono comunque state potenziate anche tutte le misure di attenzione sanitaria, per cui certamente non verrà lasciato nulla a caso, perché c'è comunque una centrale interforze operativa all'interno della Cittadella del Cinema proprio per garantire la sicurezza a tutti. Mi sento anche di poter assicurare tutti e dire venite a Venezia tranquillamente, perché non ci saranno problemi di questo genere. Poi, scusami Cristian, volevo anche aggiungere che parliamo già di Leoni d'Oro, perché questa sera, questo pomeriggio, anzi alle 16, alla Biennale di Venezia a Giustinian verranno consegnati i Leoni d'Oro. Non è uno scherzo, non è un anticipo, sono i Leoni d'Oro di architettura che verranno annunciati nel pomeriggio. Quindi diciamo si parte già stasera sostanzialmente, Lorenzo. Sì, siamo pronti a partire, gli addetti ai lavori stanno arrivando, alcuni sono già arrivati, tra cui all'Hotel Excelsior, tantissime case di produzione. Ricordiamo che quest'anno tornano in massa le produzioni americane, da Netflix, da Warner Bros, eccetera, per cui già si vede che siamo entrati nel periodo della mostra, 12 giorni che per il leader per Venezia sono in più. Domenica ci sarà peraltro, non c'entra con la mostra, anche la regata storica a Venezia, per cui un pieno di eventi molto incoraggiante. E questo Lorenzo dopo un Ferragosto che comunque è stato positivo per la città di Venezia, come tu stesso ci hai raccontato spesso in questi giorni, quindi si respira anche un clima di fiducia, possiamo dirlo, finalmente. Sì, un clima di fiducia, perché per quanto riguarda Ferragosto e comunque il mese di agosto, comunque Venezia è stata anche meta di un turismo di prossimità italiano, anche veneto, della città metropolitana di Venezia, oppure dei paesi europei confinanti, penso a Svizzera, Germania, Austria, quei paesi sostanzialmente che si possono raggiungere, che possono venire a Venezia con l'automobile senza fare i grandi voli intercontinentali. Certo. Ora si apre il capitolo della mostra, che invece vedrai i soliti ospiti, insomma, di livello nazionale e internazionale, che arriveranno qui per calcare il red carpet. E possiamo dire in ultimissima battuta, Lorenzo, che quest'anno, come sempre, più di sempre, Antenna 3 seguirà l'evento, tu per primo, e quindi ci darai tutti gli aggiornamenti. Sarà una vera e propria maratona anche per te, Lorenzo. Per tutti, io sono pronto, lo siamo tutti, e quindi cercheremo di fare il nostro meglio, come sempre, ovviamente supportati anche dallo studio, dalle dirette e quant'altro. Lorenzo, grazie davvero, buon lavoro, buona mostra del cinema. Magari ti chiederò di portarci qualche autografo, non si sa mai. Insomma. Quando vuoi, Cristian, per te quando vuoi, e per i nostri telespettatori sarà un grande piacere. Grazie. Magari avere già domani un pensiero dalla madrina della mostra, che incontreremo domani, non lo posso promettere, ma mi metterò d'impegno per cercare di ottenere. Ma noi confidiamo molto nei tuoi contatti, che so essere molti e molto VIP. Sei molto VIP, Lorenzo. Grazie. Grazie Lorenzo, grazie davvero, buon lavoro. Allora,
E prima di andare con il meteo e la pubblicità facciamo una carrellata di cronaca, perché dobbiamo darvi conto di diversi fatti che si sono registrati nelle ultime ore a nord-est. Il primo, la tragedia che si è registrata questa mattina alle 6:30 a Fonte. Siamo nella pedemontana trevigiana, un'auto contro un tir, lo possiamo vedere dalle immagini dei vigili del fuoco, uno scontro frontale che è costato la vita ad un ragazzo di 26 anni di Riese Pio X. Si tratta di Federico Brion. Lo scontro all'incrocio tra via Castellana e via delle Industrie. Sono intervenuti sul posto per soccorrere il giovane, medico e infermieri del SUEM 118, che non hanno però potuto fare altro per salvargli la vita. Federico Brion, lo avete visto nelle immagini, è morto praticamente sul posto. Sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Nella notte poi un altro incidente stradale con esito tragico a Fossalta di Portogruaro, quindi ci spostiamo nel veneziano, nel Veneto orientale. È morto Luigi Florean, 33enne, agente in forza alla polizia locale di Bibbione. Questa è la sua moto. Il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato in un fossato lungo via San Marco, per l'appunto a Fossalta di Portogruaro, attorno alle 6 di questa mattina. È stato il padre del ragazzo, che è anch'egli agente di polizia locale, a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine quando ha cominciato a preoccuparsi per il mancato rientro a casa del figlio. Era stato allertato dalla nuora. Il giovane Florean viveva con la moglie e un figlio piccolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Portogruaro per effettuare i rilievi del caso. Profondo il lutto in tutta la comunità e anche tra i colleghi della polizia locale di Bibbione. E sono in corso per il 4º giorno consecutivo, andiamo adesso nelle Dolomiti, in Val di Zoldo, le ricerche per trovare Federico Lugato, 39 anni, l'escursionista, mestrino di origini ma residente a Milano, di cui non si hanno più notizie da giovedì 26. Prima ci siamo collegati con Tiziana Bolognani dalla Valle di Zoldo. Le ricerche proseguono senza sosta da parte degli uomini del soccorso alpino e tanti volontari, tanti amici anche di Federico, che in questi giorni, in queste ore si sono aggiunti anche dopo l'appello arrivato dalla moglie Elena Pancera, che vi abbiamo trasmesso ieri sera nel corso del nostro telegiornale, ma anche in apertura di questa diretta. Si cerca quindi Federico senza sosta. Al momento della scomparsa indossava un paio di pantaloni corti grigio-verdi, una felpa blu e una t-shirt. L'appello della moglie e di tutti i familiari che sono attualmente sul posto è a tutti coloro che potrebbero averlo visto o che possano aiutare per l'appunto nelle ricerche che, come ci spiegava Tiziana Bolognani, si sono spostate adesso in un'altra area della Valle di Zoldo. Un ultimissimo aggiornamento di cronaca, perché appunto ci sono dei risvolti per il rave party abusivo che c'è stata in una località, in un'area boschiva lungo il fiume Brenta a Cittadella. Questo rave party è stato scoperto all'alba di ieri dai carabinieri intervenuti dopo le numerose segnalazioni arrivate dai residenti della zona alle 4 del mattino. I carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato 54 giovani provenienti da tutto il Veneto che si erano dati appuntamento per una festa clandestina, un rave party, chiamiamolo così, in scala ridotta. Tutti e 54 sono stati identificati e denunciati per invasione di terreno e mancato rispetto delle norme anti-Covid. Anche oggi le indagini appunto proseguono da parte dei carabinieri per delineare appunto organizzazione e responsabilità di questo party abusivo. È rimasto con noi Andrea Dan, che è presidente dell'Associazione Emanuela, che si occupa di sicurezza stradale. Domani questa importante iniziativa che partirà da Piazza dei Signori, poi ci ritorneremo accanto a nuovi ospiti, perché i temi, li avete capito, sono tantissimi. Prima però il meteo e la pubblicità fra pochissimo.
Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, ma avremo ancora una lieve instabilità sulle Alpi. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 30 agosto. Sul Veneto prevale il bel tempo, tanto sole un po' ovunque, con cielo in genere sereno o al massimo poco nuvoloso. Tuttavia nelle ore pomeridiane avremo addensamenti e anche qualche acquazzone sui rilievi. Vediamo anche le temperature, minime tra 11 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato un po' dappertutto, anche in questo caso rovesci sui monti al pomeriggio, possibili fin verso le pianure limitrofe. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 24 e i 26 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove sarà anche qui soleggiato, ma a seguire avremo qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime infine sui 27 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Di nuovo in diretta è rimasto con noi Andrea Adan, presidente dell'Associazione Emanuela per la sicurezza stradale. Poi torneremo a parlare di questo in una giornata che abbiamo capito essere drammatica da questo punto di vista, l'ennesima giornata tragica sulle strade del Veneto. Con noi anche Raffaele Freda, consigliere comunale capogruppo di Impegno Comune a Preganziol. Buongiorno. Fratelli d'Italia. Collegata Antonella Tocchetto, consigliere comunale a Treviso del Partito Democratico. Buongiorno Tocchetto, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. Buongiorno a voi. Allora, dicevamo che i temi sono tanti e dobbiamo ovviamente iniziare da quello che in qualche modo tocca la politica e la cronaca internazionale, ma che ha anche pesanti risvolti a livello nazionale e locale, quello dell'Afghanistan, con il relativo nodo dell'accoglienza che per il momento vediamo così limitato, ma che è destinato probabilmente a esplodere nei prossimi mesi. Ne abbiamo parlato all'inizio di questa diretta anche con il sindaco di San Donà di Piave Cereser, che ha aperto all'accoglienza, ma il nodo è problematico e su questo fronte le forze politiche si sono ovviamente hanno delle posizioni, diciamo così, articolate, ma dobbiamo cominciare questo dibattito dalla presa di posizione numero uno, quella del capo dello Stato Mattarella, che ieri a Ventotene, a 80 anni da quel famoso manifesto di Ventotene che di fatto ha fondato in qualche modo da un punto di vista teorico, politico l'Europa, ieri a Ventotene sull'Europa ha detto delle cose molto forti e soprattutto sull'atteggiamento dell'Europa nei confronti dell'emergenza Afghanistan. Ma sentiamo le parole di Mattarella, partiamo da qui. Arriva. Chiedo alla regia. Arriva. Vuol tornare all'Afghanistan, che ha messo in evidenza la scarsa, per usare un termine già ampio, capacità di incidenza dell'Unione Europea sugli eventi. Faccio un altro esempio, quello che è avvenuto negli ultimi anni in Siria. In Siria sono stati protagonisti diversi soggetti internazionali. Totalmente assente come influenza sugli eventi l'Unione Europea, ma c'è anche un aspetto etico. Io devo confidare di essere sorpreso dalla
posizione di alcuni movimenti politici e di alcuni esponenti nei vari paesi d'Europa, dell'Unione, rigorosi nel chiedere rispetto ai diritti umani a paesi lontani, ma distratti di fronte alle condizioni e alle sofferenze dei migranti. E non di qualunque tipo di migranti, ma migranti per persecuzioni, per fame, perché i mutamenti climatici hanno sconvolto il loro territorio. Queste le parole molto forti, inaspettatamente forti per certi versi del Capo dello Stato Mattarella. Due i fronti quindi, no? La scarsa incisività, dice Mattarella, dell'Europa, e anche quella che sembra una strigliata nei confronti di alcune forze politiche che magari in linea di principio si dicono appunto favorevoli all'accoglienza, ma poi all'atto pratico sembrano non esserlo. Quindi tanti analisti questa mattina, editorialisti, leggono in questo intervento delle parole contro alcune prese di posizioni recenti di Salvini e della stessa Meloni, che nei giorni scorsi ha visto il presidente ungherese Viktor Orban. Tocchetto, è così o c'è dell'altro? Allora, c'è da dire una cosa, mi sentite bene? La sentiamo forte e chiaro. Sì. Allora, c'è da dire una cosa, questo Mattarella a me piace molto, ma è anche un Mattarella libero ormai da condizionamenti. Siamo entrati nel semestre bianco, lui si batterà a mio avviso per non essere riconfermato, non ha voglia nuovamente di fare altri un paio d'anni giusto per liberare insomma le contraddizioni che ci sono, quindi è libero di dire le sue cose. È vero che l'Europa non ha inciso, e io aggiungo anche, come diceva qualche editorialista, che non ha inciso nei fatti, ma non ha inciso nemmeno su un comportamento americano che purtroppo, lo dobbiamo riconoscere, è abbastanza fallimentare sull'Afghanistan. Quindi, come alcuni editoriali lo dicono nell'interpretazione di Mattarella, è anche un dire l'Europa non conta dove ci sono situazioni di criticità, ma non conta neanche con il proprio alleato, quindi è un doppio, secondo me, tirata alle orecchie, se così possiamo dire. La seconda cosa è che evidentemente alcuni sindaci, prendo anche il nostro sindaco Mario Conte, io sono alla sua opposizione, per cui voglio dire, lo guardo anche con un occhio di criticità, ma alcune volte ritengo che stia facendo anche, assuma dei buoni atteggiamenti. Lui è stato il primo, anzi come presidente dell'ANCI, a mettere fuori le bandiere a mezz'asta per la questione afghana, e fin dall'inizio si è detto faremo di tutto per aiutare le persone. Ovviamente se poi Salvini cambia idea, anche lui si deve, come dire, incanalare su una risposta più, come dire, favorevole al proprio popolo e al proprio popolo di elettori. Ma è evidente che è necessario intervenire in una situazione di criticità. Qui c'è una migrazione di un popolo che sta scappando, perché lì non è che non c'è la democrazia, lì ti vengono a prendere a casa e ti uccidono. Stamattina le cronache dei giornali lo dicevano, ieri sono state fatte delle uccisioni nelle famiglie e di quelli che tentavano di scappare, quelli che hanno cooperato poi con le Nazioni Unite, ovviamente, e con le truppe americane, e in questo momento sono quelli che rischiano di più la vita, per cui noi dobbiamo accogliere adesso, e aggiungo anche senza se e senza ma. Certo che non lo può fare solo l'Italia, lo deve fare l'Europa, e poi troveremo una soluzione, perché questi sono evidentemente dei rifugiati politici. La situazione però è complessa in tutta quella parte, diciamo così, dell'Asia, dell'Africa, che in questo momento è in difficoltà, e in primis l'Afghanistan. Per cui Mattarella, in un semestre di libertà, dove lui adesso è libero di dire le cose senza dover capire come muoversi come un elefante in una cristalleria, ha anche detto delle cose che molti di noi pensano, che molti editorialisti pensano. Un Mattarella picconatore, possiamo definirlo, sì. Così, Tocchetto. Tra certo, l'altro... Sì.
Sì, condivido, si potrebbe proprio richiamare quelle atmosfere di inizio anni 90. E tra l'altro la cronaca ci dice che ci sono 9 morti in un raid USA di poche ore fa, ancora razzi sull'aeroporto di Kabul che sono stati intercettati dal sistema antimissili americano. Questa è la situazione, ormai abbiamo capito che l'aeroporto di Kabul è una delle zone più pericolose e che anche questi corridoi umanitari sono un rischio altissimo. Domani tra l'altro c'è l'ultimatum, gli americani dovrebbero lasciare la zona e non solo gli americani. Tra l'altro parlando di Europa c'è la posizione dell'asse inedito tutto sommato franco-inglese Johnson-Macron, che vorrebbero appunto allungare il periodo di questi corridoi umanitari ben oltre il 31. Anche qui parliamo di una soluzione francese e non di una soluzione europea, Freda. No, ognuno si sta muovendo come meglio crede, quindi gli americani che prima hanno fatto l'accordo di Doha hanno gestito la cosa praticamente da soli al di fuori della NATO, adesso i vari paesi... Gli americani naturalmente hanno fatto gli accordi senza tenere in considerazione l'Unione Europea perché sono piuttosto gelosi giustamente della propria sovranità e anche perché, come ha detto il Presidente Mattarella, e sulla prima parte del discorso non posso che essere d'accordo, oggettivamente l'Unione Europea sembra manchi un po' di spessore quando si tratta di politica estera, anzi potremmo dire che una politica estera davvero comune non ce l'abbia mai. Quindi ha portato l'esempio dell'Afghanistan, ha portato l'esempio della Siria, potrebbe portare l'esempio di qualunque guerra nella quale siano stati coinvolti i paesi dell'Unione Europea. Questo però sinceramente mi fa piacere da un lato di ascoltare questa critica, dall'altro però mi domando come mai poi quando si tratti della questione europea nell'occasione delle elezioni europee, ma non solo, in generale quando si parli delle politiche europee, i partiti di centrosinistra non riescano ad ammettere poi effettivamente che vi è una bella distanza tra quella che oggi è l'Unione Europea e quello che è quello che dovrebbero essere gli Stati Uniti d'Europa piuttosto che un'Europa dei popoli, cioè qualcosa, un insieme quindi dei paesi, delle nazioni, degli stati che la compongono, che hanno delle politiche comuni realmente comuni. Oggi, a mio modo di vedere, la questione sta all'origine, e cioè che l'Unione Europea non solo in materia di politica estera è un insieme dei paesi che si è dato delle regole, un insieme delle burocrazie che finisce alla fin fine soprattutto per regolare la competitività economica tra i paesi stessi dell'Unione Europea, mentre risulta quasi sempre assente quando si tratta di altre politiche. Ad esempio, io non credo che un progetto europeo possa funzionare seriamente fintanto che non vi sarà una fiscalità comune, una politica estera comune, una politica di difesa comune, ma non soltanto sulla carta, ma nei fatti. Il tema dell'esercito europeo che ricorre, ma che poi all'atto pratico diventa difficilissimo da attuare. Senta Freda, ma nelle parole di Mattarella ravvisa una critica diretta a Giorgia Meloni. Qui possiamo vedere un articolo della Stampa: Meloni ha incontrato Orban, i rifugiati afghani non pesino sull'Unione Europea. Mattarella, secondo lei, aveva in mente questo incontro di qualche giorno fa tra Meloni e Orban? Non lo so, io ho letto delle parole che si riferivano alla questione migrazione più in generale. Poi naturalmente in questo momento vi rientra anche la questione dei rifugiati afghani. Mi permetto di fare una battuta. Certo che una guerra di 20 anni che ha comportato 54 morti per l'Italia, altre numerosissime vittime per altri paesi europei e soprattutto per gli Stati Uniti, un dispendio enorme di risorse, alla fine cosa ci porta ad ottenere, cosa abbiamo concluso? Nulla, un paese più disastrato forse di quando siamo intervenuti, e per giunta oggi abbiamo l'obbligo morale di fatto di accogliere questi rifugiati, i quali, bisogna anche dirlo, insomma, non si trovano nella stessa condizione
di quegli immigrati di cui costantemente parla la politica italiana, che sono migranti economici. Certo. Ecco, diciamo, a Tocchetto non sarà d'accordo. Fra profugo e migrante economico in questo dibattito va fatta o no, Tocchetto? Sì, diciamo che allora sicuramente l'emergenza Afghanistan in questo momento c'è, ma noi a Treviso abbiamo già degli afghani che erano scappati per una questione di, come dire, di non trovare lavoro, e quindi erano dei migranti economici. Certamente in questo momento qua però la situazione dell'Afghanistan richiede, perché loro poi alla fine diventeranno dei rifugiati politici, una attenzione maggiore rispetto alle situazioni contingenti che stiamo affrontando adesso. Oggi o ieri anzi sono sbarcati a Lampedusa, ma anche stranamente a Santa Maria di Leuca un numero considerevole di migranti, però non è che li possiamo questi rimandare indietro. Sicuramente la situazione della gestione migranti, con una particolare attenzione degli afghani, è sull'agenda, purtroppo è ritornata prepotentemente sull'agenda politica di oggi 30 agosto. Assolutamente, ma poi all'atto pratico, Tocchetto, come si fa a distinguere se si avvia una politica vera di integrazione fra profugo e migrante economico? È possibile poi, proprio nella quotidianità? Allora, non lo può fare di sicuramente solo uno Stato, ma qui ci vorrà l'Europa e ci deve essere. Sì, si può fare, perché quando poi si inizia l'iter procedurale per l'accoglienza, chi proviene dai paesi come l'Afghanistan ha, come dire, un canale privilegiato, tanto è vero che molto spesso si fanno i ricorsi per l'accoglimento e la possibilità di permanere nel territorio per quelli che possono essere dichiarati dei rifugiati politici. Nel caso di specie degli afghani, con una guerra in corso e anzi una dittatura che sta governando il paese, loro avranno un canale privilegiato, perché così la normativa lo prevede. Io stessa sono andata a discutere la settimana scorsa per un già qui sul territorio, per un afghano che era già qui sul territorio ed era scappato qualche mese fa, perché comunque era ricercato, nel senso che era stato un oppositore del regime talebano, ma era riuscito a scappare. Sono andata a discutere al Tribunale di Venezia il giorno 26 agosto la sua permanenza all'interno del nostro territorio proprio come rifugiato politico. Vediamo se adesso i giudici accoglieranno il mio ricorso. Quindi è abbastanza, come dire, chiaro l'iter. Sicuramente noi avremo molte richieste di rifugiati politici, e quindi nella vita di tutti i giorni, come lei giustamente mi chiedeva, sarà, come dire, ci sarà un canale privilegiato per quelli che in questo momento qui stanno scappando dall'Afghanistan, piuttosto che i tunisini o quelli che provengono da altri paesi che non sono in questo momento in guerra. Tra l'altro, qui Tocchetto, mi affido alla sua esperienza di legale, forse servirebbero anche delle procedure più semplificate per questo tipo di acquisizione di riconoscimenti, o sbaglio? Beh, certamente sì, ma devo dire che la normativa è così farraginosa proprio perché abbiamo affrontato il problema in questi anni in una situazione emergenziale, quindi ogni governo fa delle normative diverse, e anche per noi avvocati è molto complicato molto spesso cercare di trovare le soluzioni per aiutare quelli che avrebbero i requisiti e i diritti per rimanere qui in Italia e avviare un percorso di integrazione. E la normativa, ve lo dico chiaramente, cambia veramente, non dico di mese in mese, ma quasi. Insomma, perché veramente dei paletti diversi. Allora, molto in evoluzione. Vedremo adesso cosa succederà comunque con i rifugiati dell'Afghanistan. Vedremo. Intanto annotiamo le varie prese di posizione politiche e le frizioni all'interno del governo. Lei, Tocchetto, ricordava il semestre bianco, lo stesso Mattarella che forse sta un po' allentando il suo proverbiale self-control, però chi ha già allentato questo tipo di predisposizione di fronte al governo di grande unità è sicuramente Matteo Salvini, che sta picconando, utilizziamo il termine di prima, il Viminale, in particolare il ministro Lamorgese. Ma sentiamo il leader della Lega, Salvini.
la geniale fuga ha ridato fiato al terrorismo islamico in mezzo mondo, quindi se noi non riusciamo a controllare un rave party in provincia di Viterbo con gente che arrivava dall'Olanda, ditemi voi con quali presupposti ci affacciamo a un settembre che rischia di essere complicato. Quindi o il Ministro dell'Interno comincia a fare il Ministro dell'Interno, quindi presidiando le frontiere, controllando chi entra e chi esce, difendendo la sicurezza nazionale, oppure se non è in grado di farlo o non ha voglia di farlo, lo lasci fare a qualcun altro. Mi sembra molto semplice. Diciamo, Freda, che ormai quotidianamente assistiamo a delle stoccate da parte del leader della Lega nei confronti del ministro Lamorgese. Lei intravede un pericolo per la tenuta dell'esecutivo? No, non credo che l'esecutivo sia in pericolo per un motivo molto semplice, e cioè che nessuno dei partiti che stanno al governo ha interesse a tornare alle elezioni, e ritengo che in questo momento storico, qualora vi fosse una crisi di governo, cosa che comunque dubito vi possa essere, sarebbe davvero difficile mettere assieme l'ennesimo accrocchio per formare una maggioranza, dopo che abbiamo visto quello giallo-verde, quello giallo-rosso, il giallo-rosso bis e adesso il tutti uniti sul carro di Mario Draghi. Ritengo che l'esecutivo non sia in pericolo, penso però che Salvini debba fare la propria parte per rappresentare i propri elettori e quindi cerchi di segnare la distanza e la differenza con quella che è la linea del ministro Lamorgese. Sono toni, Tocchetto, destinati a in qualche modo balcanizzarsi nelle prossime settimane in vista dell'appuntamento delle amministrative di ottobre? Cosa ci dobbiamo aspettare da questo settembre? Allora, essendoci semestre bianco, il Presidente non può sciogliere le Camere, quindi evidentemente i capi partito stanno un po' alzando, come Salvini, stanno un po' alzando il polverone solo ed esclusivamente in vista delle amministrative del 3 ottobre, perché i sindaci, quindi i candidati sindaci e le amministrazioni locali sono, come è chiaro, i primi ricettori di trovare delle soluzioni per le persone, i profughi o le persone che appunto giungono nel nostro paese. Per cui Salvini, che sa che non può rischiare niente perché fino a febbraio il governo è blindatissimo perché non si possono sciogliere le Camere, ma può giocare d'azzardo ovviamente sul fatto che i candidati sindaci della sua parte potranno dire no, noi gli immigranti non li vogliamo nel nostro territorio, salvo poi tenerseli, perché sappiamo che la propaganda politica di questo mese poi non sarà quella che verrà fatta dal sindaco eletto dopo il 3 ottobre. Quindi è proprio mi passi il termine, un gioco politico che in questo momento qui è anche un po' fastidioso, perché penso che noi dovremmo aver a cuore quello che sta succedendo in giro per il mondo, soprattutto in Afghanistan, piuttosto che alle nostre beghe locali. Tanto il 4 ottobre, una volta che uno vince, deve comunque adeguarsi alle politiche nazionali anche sulla scelta dei migranti, quindi se verranno distribuiti nei comuni, anche il sindaco che vincerà perché dirà non voglio i migranti nel mio territorio se li dovrà tenere, quindi è proprio propaganda politica assolutamente amministrativa. Chiudo solo dicendo che il non amore, non voglio dire odio, ma il non amore tra Salvini e Lamorgese non è che è nuovo, ma ormai credo che sia di 1 anno, 2 anni fa, quindi è un anno che è risalente e i nodi vengono sempre al pettine, prima o poi. Anzi, ieri gli ha chiesto i soldi per i migranti. Quindi lei dice... Ieri è intervenuto dicendo paghi la Lamorgese. Perché è anche una questione è una questione anche economica, di trasferimenti, è quello che stanno anche sostenendo in parte i comuni, o sbaglio, Tocchetto? E aggiungerei un ultimo tassello, parlando di Afghanistan, poi parliamo anche d'altro, e lo spunto lo danno le parole di Romano Prodi, pronunciate ieri nel corso della Kermesse di Affari Italiani. Sentiamo Prodi. Talebani come dei Marines, no? Di un esercito lì.
No, assolutamente. Hanno obiettivi di lungo termine comuni, in questo caso cacciare lo straniero, ma obbedienze, finanziamenti, comportamenti assolutamente diversi, tribù per tribù, etnia per etnia. Di fronte a questi, promettono di essere, avete visto, no? Hanno promesso, forse in buona fede, di rispettare le libertà. donne, garantire i diritti. Avete visto cosa è successo? Un massacro, e ne seguiranno altri, perché questa è la situazione dell'Afghanistan. Non è mai stato uno Stato. Queste le parole di Prodi, che sono tutt'altro che rassicuranti. Seguiranno altri massacri. Siamo solo all'inizio di una stagione anche migratoria. Tra l'altro ci sono 700.000 profughi afghani fermi al confine. È l'ennesima bomba, ed è una bomba umanitaria stavolta. Freda, che autunno ci aspetta, e che autunno aspetta poi anche i comuni? Come dice Tocchetto, alla fine l'emergenza arriva, perché noi possiamo star qui a parlare, a trovare delle distinzioni, ma l'esperienza anche di precedenti ondate migratorie ci insegna che prima o poi si arriva ai comuni, si arriva ai territori. Certo, questa innanzitutto è, facendo un'analisi più ampia, almeno per quella che è la mia sensibilità, comunque è l'onda lunga di una mancanza, di una carenza di polso da parte dell'Italia storica in materia di politica estera, di un paese, di una nazione che alla fine della fiera si è sempre adeguato alla linea atlantista senza praticamente mai far valere le proprie ragioni, le proprie posizioni. Io non ho nemmeno forse l'opinione che ha espresso Salvini prima, il quale diceva che la fuga dall'Afghanistan è stata geniale, no? In realtà prima o poi dall'Afghanistan comunque dovevamo andarcene, perché la verità è che il progetto stava fallendo clamorosamente, così come sono fallite clamorosamente praticamente tutte le campagne imperialiste portate dall'Occidente da 80 anni a questa parte. E allora oggi ci troviamo in una situazione nella quale dobbiamo prendere atto del fatto che c'è un'emergenza umanitaria, per il fatto che ci sono 700.000 profughi afghani che dovrebbero raggiungere l'Europa, e non abbiamo la possibilità effettivamente di girarci dall'altra parte, pur tuttavia non essendo cambiato esattamente nulla dal momento in cui, dai giorni in cui noi dicevamo attenzione che va bene l'accoglienza, però l'accoglienza soltanto dopo che abbiamo pensato innanzitutto agli interessi degli italiani. Oggi non è cambiato nulla da quei giorni, da quei momenti, e cioè gli ultimi anni o sempre, insomma. In un paese che vive una crisi sociale talmente grave che dopo 3 anni stiamo rivalutando la bontà di uno strumento come il reddito di cittadinanza, che sinceramente io penso che dal punto di vista concettuale non piaccia praticamente a nessuno, fuorché il Movimento 5 Stelle che l'ha approvato, solo che la situazione sul piano sociale è talmente grave che diciamo vabbè dai, piuttosto di avere ancora più poveri, piuttosto di avere delle sacche di disoccupazione ancora più grandi, è meglio che lo Stato regali dei soldi anche a chi poi svolge degli altri lavori, magari in nero, certo, oppure non riesce. Quindi diciamo arriva un'emergenza in un momento in cui l'emergenza Covid, con tutte le sue conseguenze anche economiche e sociali, non è affatto finita. Ed emblematica da questo punto di vista è la storia che vi abbiamo raccontato sabato sera nel corso del nostro telegiornale, quella contromanifestazione, chiamiamola così, dei commercianti di Piazza dei Signori, stufi per le continue proteste dei No Green Pass, che ormai settimanalmente proprio il sabato sera si radunano nel cuore, nel salotto buono della città. È un fatto che non è solo di cronaca, è quasi antropologico, ma vediamo il servizio e poi ne parliamo.
Dopo tanti mesi che abbiamo chiuso questi locali con costi incredibili da sostenere, oggi che stiamo incominciando a recuperare qualcosa, succede che non possiamo lavorare per colpa di una manifestazione che potrebbe essere fatta in un altro posto. A livello di libertà di opinione sono pienamente d'accordo che uno può esprimere quando vuole, dove vuole il suo pensiero, purché non vada a intaccare la libertà degli altri. In questo caso intacca la libertà di poter fare un mestiere, il nostro lavoro, e questo ci crea un grossissimo danno. Giordano e Lai sono due dei ristoratori di Piazza dei Signori che ieri sera, durante l'ennesima manifestazione a Treviso contro il Green Pass, sono saliti sul palco per esprimere il loro malessere nei confronti di una protesta che da settimane va in scena proprio di sabato nel cuore della città, nel giorno di maggiore lavoro per i locali del centro. La gente non riesce ad accedere, soprattutto i bambini o le persone che hanno qualche problema di disabilità, perché hanno paura della manifestazione e i locali per 2 ore non lavorano. Se da un lato i ristoratori difendono il diritto di manifestare, dall'altro rivendicano il loro di poter lavorare dopo mesi di chiusure e limitazioni. Va bene anche il diritto del lavoro, la libertà di poter lavorare nella giornata più importante della settimana, che per noi oggi, dopo il sacrificio di quest'inverno, è importante, per noi e per i nostri collaboratori. Il nostro è tra i settori maggiormente in difficoltà. Grazie al supporto del Comune abbiamo potuto ampliare i plateatici per continuare a lavorare, aggiunge ancora Lai. E tutti i ragazzi anche qui un po' sono stanchi, perché comunque il periodo, fortunatamente l'estate è stata positiva come flussi. Vedere perdersi la giornata più importante perché ci sono manifestazioni di questo tipo, collocate proprio in questo caso adiacenti alle attività, c'è la volontà di intaccare questo secondo me, e ci terrei che fosse meno come rispetto anche per noi. Ben chiara anche la posizione dei ristoratori per quanto riguarda il certificato verde. Nell'ottica di quello che è il futuro, il Green Pass è positivo perché salvaguardia i clienti all'interno dei locali, spiega il titolare dei Soffioni. Se la scienza ci ha portato fino a qua, bisogna rispettare la scienza e non è contraddittoria, non si può andare contro la scienza. Fa eco ai ristoratori il presidente di Ascom Treviso, Federico Capraro, quando l'esercizio di un proprio diritto di manifestare, dice, va a ledere quello di altri di lavorare, la situazione viene esasperata. Ci sono alcune categorie che non possono permettersi il lusso di fare grandi ragionamenti sulla vaccinazione, sull'opportunità, sulla necessità, su quanto sia condizionante o meno, perché c'è un'esigenza primaria a dover traguardare questo periodo per i propri lavoratori, per le proprie famiglie. È un bel tema che pone tanti interrogativi. E Tocchetto, uno di questi è il sindaco di Treviso, tra l'altro ce lo ha anticipato nel corso del telegiornale di ieri sera, deve spostare la manifestazione, sindaco e prefettura, nel senso si devono trovare altri spazi per questi manifestanti o si lede il diritto, la libertà di manifestazione. Qui ci sono vari interessi in gioco, varie libertà, la libertà di manifestare il proprio pensiero, la libertà economica, come la mettiamo? Allora, sì, ho letto le dichiarazioni del sindaco Conte e anche della prefetta, della dottoressa. Devo dire che hanno ragione, anche secondo me va spostata e penso che anch'io lo chiederò in consiglio comunale, nel senso che ha ragione Pino, cioè gran parte di noi si sta affidando alla scienza, nessuno di noi è medico ma si affida alla scienza. È vero che c'è la libertà di manifestare, per carità, ma si può anche, come dire, anche puntualizzare il fatto che dalla prossima settimana servirà anche per andare in treno. Quindi di che cosa stanno manifestando questi signori? Allora, il problema è dei ristoratori, ma è anche un problema mio, perché io che la prima manifestazione sono andata a vedere chi erano i manifestanti, io mi sono impaurita perché erano tutti senza mascherina e ovviamente senza distanziamento, contro le regole. Io, a dire la verità, passatemi anche per, come dire, un po' rigida, ma io se fossi il prefetto o il sindaco manderei anche i vigili urbani, siccome ci sono una serie di violazioni nella loro manifestazione, e cioè non hanno le mascherine, non hanno il distanziamento, io li multerei. Tanta gente ha preso le multe, poveretti, e magari ne avevano ben meno, avevano più diritto di loro di non prendere rispetto a questi signori, che ormai lo fanno anche, come dire, per una sorta di sfida
e questa è una cosa che non va bene. Quindi io di sicuro, Tocchetto, è una sfida quella che alcune sigle dei No Green Pass, perché anche lì è un mondo molto variegato, ha lanciato per il 1° di settembre annunciando di voler occupare delle stazioni in 54 città italiane, e ci sono anche Treviso e Conegliano, tra l'altro. Poi le nuove regole, che come diceva lei entrano in vigore da mercoledì, no? Il Green Pass che sarà obbligatorio sui bus e i treni a lunga percorrenza, e quindi anche questo è un tassello ulteriore. Tocchetto voleva dire? Ma infatti loro sono liberissimi. Il fatto è che il Green Pass è un requisito. Allora, se io ho bisogno, come l'abbiamo detto 1000 volte, di guidare, mi serve la patente, così per girare tu dovrai avere il Green Pass. Allora, per quello che riguarda la sua prima domanda, la manifestazione, io mi auguro che veramente trovino un luogo adeguato, ma che salvaguardi sia l'attività commerciale, ma anche il cittadino che vuole girare come me, che è vaccinato e che non vuole, come dire, incontrare gente che sfida la sorte. Primo. Secondo, io attuerei, siccome ci sono le sanzioni, sono previste, io attuerei e applicherei le sanzioni, come quando uno gira, viola la velocità, passa oltre i 50 km/h, viene multato. Se uno gira senza patente viene multato, così se sei in una zona e se vuoi prendere il treno e non hai il Green Pass e lo prendi ugualmente, sarai sanzionato. Quindi lei dice bisognerebbe agire senza remora, senza pietà. Freda, qual è il diritto preminente in questo caso? Non facciamo paragoni che non esistono, come quello della patente o delle sanzioni quando superi i limiti di velocità. Parliamo di cose estremamente diverse, e aggiungo che proprio il fatto che tra una settimana, come ci state dicendo, dovrebbe entrare l'obbligo di Green Pass anche per i treni a lunga percorrenza, il 1° settembre, e per gli autobus, allora a maggior ragione io mi domando se non siamo di fronte per l'ennesima volta a una politica forse un po' poco coraggiosa e che poi alimenta tutte queste storie, no? Fatta la premessa che io mi sono vaccinato, però personalmente non amo questa narrazione del botte ai Novax, e mandiamogli l'esercito in piazza, sanzioniamoli, chiudiamoli in casa, non devono prendere i treni, non devono prendere gli autobus. Mi domando una cosa, ma se inizialmente non vi erano, diciamo, i requisiti costituzionali per introdurre l'obbligo vaccinale, poi si è valutato invece che forse quei requisiti vi fossero, poi si è deciso comunque di non introdurre l'obbligo vaccinale, si è scelta la strada del Green Pass, che è un obbligo vaccinale occulto, una sorta di imposizione statuale ipocrita, perché io ti dico no, ma tu sei liberissimo di non farlo, però non puoi andare al bar, non puoi andare al ristorante, non puoi usare i mezzi pubblici e non puoi andare a lavorare. E quindi sono veramente libero di non farlo? Allora io semplicemente, proprio a livello personale, mi domando se ai tempi non fosse a questo punto più opportuno introdurre proprio l'obbligo. Perché se uno dice ho delle ho le ragioni per indurti a vaccinarti attraverso il Green Pass, allora ho anche il coraggio come governo, come politica, di dirti ai tempi che ci sono le ragioni per importi proprio l'obbligo, così come vi è l'obbligo dei vaccini no per i bambini, così come vi è il TSO, l'articolo 32 della Costituzione. Questo è il suo sillogismo per certi versi. Freda, Tocchetto. Posso, scusa? Sì, prego. Un'ultima cosa. Naturalmente io ritengo che, per quanto certamente vadano preservate le attività di Pino e dell'altro commerciante, però sono comunque dell'idea che vada preservata la libertà dei manifestanti. Se vogliono manifestare, manifestino. Forse l'ultima cosa che ci è rimasta in questi ultimi 2 anni
che lo facciano, insomma, poi si trovi un altro spazio, ma che possano manifestare, ci mancherebbe altro. Tocchetto, in questi giorni si parla appunto di obbligo vaccinale generalizzato, diffuso, chiamiamolo come vogliamo. Ci sono autorevoli voci da parte del CTS che dicono, che spingono per l'obbligo vaccinale. Secondo lei questa è una strada tracciata? Nei giorni scorsi lo stesso Speranza, lo stesso ministro Speranza non l'ha esclusa. Andiamo verso l'obbligo vaccinale, e se sì, lei è a favore? Allora, io sarei l'obbligo vaccinale, si chiama giuridicamente requisito. Per fare alcune cose il requisito è avere quello, oppure un tampone ogni 48 ore. Quindi qua non è che è sbagliato come dire, il paragone con la patente, anzi è molto chiaro, si chiama requisito. La libertà loro ce l'hanno, non vogliono vaccinarsi, benissimo, si fanno ogni tot di tempo, ogni 48 ore si fanno un tampone, punto, perché la libertà loro non può essere più forte della libertà mia, primo. Secondo, quindi l'obbligo di fatto non ci sarà mai, perché non è necessario. Tocchetto, mi perdoni, la patente ti serve per dimostrare che sai guidare, cioè è un requisito fissato dallo Stato che dice se ti vaccini puoi andare in giro, è ben diverso. La patente dimostra che tu sai guidare e conosci le regole della strada, ma non diciamo cose fuori dal mondo. Smettetela di voler picchiare moralmente i Novax, lasciateli stare, lasciateli stare. Con le risposte dal bar, nessuno picchia nessuno. Per venire peraltro alle manifestazioni, se lei, caro collega, domani mattina vuole fare una manifestazione pro Meloni, pro qualsiasi cosa, va in comune, chiede l'autorizzazione e dà di solito un paio di luoghi. Il comune dice no, guarda, in Piazza dei Signori non ci puoi andare, è capitato anche a noi del PD, ti mettiamo in Piazza Duomo. Per cui, siccome queste manifestazioni non sono mai autorizzate, adesso la chiederanno l'autorizzazione e il comune individuerà, come individua per tutti i partiti politici, dei luoghi dove si può tenere la manifestazione della CGIL, del PD, di Fratelli d'Italia o della Lega. Quindi diciamo non estendiamo qualcosa che facilmente c'è e diciamo ci creiamo una narrazione che non esiste. Quindi è un requisito e quindi è necessario per entrare in alcuni posti. Peraltro si fa una gran confusione, ma io sono stata in vacanza in Francia tranquillamente, anche se andavi a bere il caffè, tiravi fuori il tuo Green Pass e tutto era tranquillo. Uno dei miei amici che non era vaccinato non ha potuto entrare, ma no a Treviso, non ha potuto entrare a Parigi. Quindi voglio dire, di che cosa stiamo parlando? Negli altri paesi anche loro hanno i manifestanti, ma cercano, come dire, di gestirli un po' meglio. Qua mi sembra che noi cavalchiamo delle proteste politiche anche in maniera sbagliata, perché nel momento in cui io dico li picchiamo o gli togliamo la libertà, nessuno picchia, anzi tutt'altro, nessuno gli toglie la libertà, sono liberi di scegliere tranquillamente, sanno che però per alcune situazioni è necessario avere un certificato. Se il certificato è necessario, che ripeto si chiama requisito, che è un termine giuridico, le persone si dovranno adeguare oppure faranno il tampone ogni 48 ore. Qua tradite entrambi la vostra cultura legale, quindi anche questo è un aspetto, perché chiaramente non è solo un tema politico, è anche un tema giuridico e tanto altro. Facciamo così, qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo con Tocchetto, Freda e l'appello finale di Andrea Danna per la sicurezza stradale. A fra poco. Ritorniamo dunque in diretta a battute conclusive per la nostra puntata del mezzogiorno. Abbiamo parlato di Afghanistan, dei dubbi, dell'accoglienza, tutti d'accordo a livello di principio, poi all'atto pratico le posizioni sono comunque diversificate. Nel pomeriggio, non so se l'ho detto, in caso lo ripeto, ci sarà un tavolo in prefettura a Treviso per fare un po' il punto della situazione, perché i primi
profughi stanno arrivando in Veneto, parliamo di una cifra che va tra gli 80, 87 e i 100, quindi parliamo di un numero assolutamente ridotto al momento, ma sappiamo benissimo che da qui alle prossime settimane, da qui ai prossimi mesi i flussi saranno altri. Probabilmente sul tavolo della prefettura ci sarà anche il discorso che facevamo prima della libertà di manifestazione, quindi le manifestazioni dei no Green Pass in Piazza dei Signori che stanno infastidendo non poco i commercianti. E poi c'è il tema con cui abbiamo aperto, quello della sicurezza stradale. Vi abbiamo parlato dei 2 incidenti che si sono registrati nelle ultime ore in Veneto, il primo a Fossalta di Portogruaro, a perdere la vita un ragazzo di 33 anni che stava rientrando da lavoro, un agente di polizia locale, poi un altro ragazzo di appena 26 anni di Riese Pio X, morto in uno scontro frontale all'alba di oggi a Fonte in zona industriale. 2 vittime giovanissime in poche ore. Sicurezza stradale in primo piano, e di sicurezza stradale si occupa l'associazione presieduta da Dan, che domani ci ha appunto raccontato. 11 da Piazza Lei dei Signori. partirà, ripetiamolo, domani con alle 11 questa maratoneta istituzionale, cercando di coinvolgere tutti gli enti proposti sulla prevenzione e sulla formazione della sicurezza stradale. Quindi lei partirà a piedi da Piazza dei Signori, destinazione Roma. Consiglio dei Ministri. Io dico che c'è troppo pressapochismo per quanto riguarda gli incidenti, c'è una visione troppa di fatalità, di destino, non si parla di prevenzione, non si parla di formazione per quanto riguarda la sicurezza stradale. Io volevo mandare, ho dei dati Istat spaventosi. Negli ultimi 6 anni abbiamo 4.200 italiani morti sulle 2 ruote. Ho un urgente appello da mandare al governatore Zaia, un invito che già sin da subito, sin da oggi, si attivi col Consiglio dei Ministri, si attivi con il Premier, perché la mozione veneta votata per dar obbligo dell'airbag alle 2 moto, perché per noi sono vittime vulnerabili, sia in qualche modo, diciamo, visionato dal Consiglio dei Ministri. Ecco, ripetiamolo, è una mozione che è stata approvata in Consiglio regionale, una mozione per introdurre l'obbligo di airbag per i motociclisti, sostanzialmente. Certo. Sono dei dispositivi molto avanzati dal punto di vista tecnologico, non abbiamo il tempo, ecco, dei prototipi. Perfetto. Lei chiede questo, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, lei chiede che lo stesso facciano i consigli comunali. Sì, non solo i consigli comunali, i consigli provinciali, c'è già la Regione Piemonte che lo sta portando in consiglio, c'è già la Regione Sicilia, l'Associazione Familiari Vittime della Strada, per cui si sta attivando, diciamo, con un voto unanime. Non è un partito che dica no per quanto riguarda questo, certo con dei fondi europei, c'è Recovery Fund. Io volevo un attimo un po' cogliere l'occasione dei vostri ospiti di richiedere quanta acribia loro hanno a riguardo di questo. Allora, io so che è molto sensibile su questo tema Freda, perché Raffaele Freda è stato nostro ospite con Romina Ceccato, è uno dei ragazzi che ha allertato, Freda ha allertato i soccorritori dei 4 angeli, così sono stati denominati, che 2 anni fa hanno perso la vita a Jesolo. Sì, no, è argomento per me sul quale sono assolutamente sensibile per quella mia esperienza personale, ma è una notte, insomma, che si fa fatica poi a dimenticare quando vedi delle persone più o meno tue coetanee che perdono la vita e non riescono ad essere soccorse. E su quello peraltro credo che la Treviso Mare, che occupa le pagine dei giornali anche oggi, sia sicuramente una delle strade sulle quali bisognerebbe intervenire proprio per mettere in sicurezza il territorio, perché insomma gli incidenti lì sono davvero all'ordine del giorno, purtroppo. Ma l'anno scorso io peraltro, così rispondo al nostro
ospite che sta avviando un'iniziativa assolutamente lodevole, e se passa per Preganziol domani mattina mi trova, dopo perfetto, quindi dopo ci scambiamo i numeri e ci incontriamo. Io l'anno scorso ho portato anche una mozione nel mio consiglio comunale proprio sulla sicurezza stradale, su proposta di un'altra associazione, e per intervenire su determinati spazi, insomma, del nostro comune, su determinate strade del nostro comune che presentano alcuni problemi. Adesso, per chi è di Preganziol lo saprà, la Schiavonia che porta dal Terraglio all'autostrada è una strada molto frequentata, eppure che presenta qualche problema perché la gente corre, in buona sostanza. Peraltro l'amministrazione, io sono in minoranza, l'amministrazione mi aveva approvato la mozione, però poi non si è fatto ancora nulla, quindi coglierò anche l'occasione per sollecitarli nuovamente su questa cosa. Ecco, e ne approfitto della testimonianza di Freda, ma ne abbiamo parlato a lungo, appunto, di quel suo allarme lanciato quella notte. Ne approfitto per salutare la mamma di Riccardo Laugeni, Romina Ceccato, che spesso è nostra ospite e appunto si sta battendo come una leonessa per la sicurezza stradale, e insomma presto ritornerà a essere nostra ospite, la sento sempre, quindi un grande abbraccio a Romina. Tocchetto, questo è un tema, comunque un tema politico e istituzionale che la cronaca impone di prendere per mano. Certamente, anzi abbraccio anche Danna, che so che purtroppo, appunto, dopo la tragica vicenda che ha vissuto, veramente sono anni che si sta battendo per questo. Io l'unica cosa che posso dire, siccome so della sensibilità appunto di Paolo Galeano, lo chiamerò anch'io, il sindaco di Preganziol, affinché questa mozione, che è stata approvata anche dalla maggioranza, ovviamente venga attuata. E c'è da dire che non si finisce mai di mettere in sicurezza, purtroppo, perché molto spesso gli incidenti accadono e ci sono sempre giovani vittime, magari non sempre, come dire, correvano magari così forte, ma le strade sono sempre più frequentate e purtroppo l'incidente è lì dietro l'angolo. Bisogna cercare di essere prudenti e andare piano, però le amministrazioni, e rispondo quindi alla sua domanda, hanno proprio il compito, il dovere di attuare tutte quelle possibilità di mettere in sicurezza le proprie strade, affinché siano sempre di meno questi incidenti. Ecco, io trovo ad esempio che le rotatorie, che anch'io all'inizio, un po' come dire, quando Zaia ne aveva riempito il Veneto di rotatorie, e anch'io le trovavo molto fastidiose, effettivamente rallentano un po' il traffico e forse aiutano anche, come dire, possono essere state anche un veicolo e un aiuto per diminuire gli incidenti negli incroci, magari dove era meno visibile l'attraversamento. Assolutamente, però, e questo lo certo, dicono, poi lo confermano anche le statistiche. Negli anni c'è stato un decremento, ma questa è un'estate particolarmente tragica, lo dicevamo prima, 29 morti in 3 mesi solo nella Marca trevigiana. È un bollettino di guerra vero e proprio. Grazie davvero Antonella Tocchetto, consigliere comunale a Treviso per il Partito Democratico. Grazie a Raffaele Freda, che è capogruppo di Impegno Comune a Preganziol, Fratelli d'Italia. Grazie buona Freda, giornata. e in bocca al lupo. Ovviamente noi domani ci vediamo, racconteremo questo suo viaggio per l'Italia, questa sua campagna di informazione, che parte da un fatto tragico che ha vissuto a fine anni 90, ma che è diventato in qualche modo motivo di battaglia. Certo, è una battaglia, ahimè, ma di tante famiglie che soffrono chiuse in casa. E a questa sofferenza dovremo pensare spesso anche quando raccontiamo di questi fatti di cronaca. Allora, io vi saluto e vi ringrazio, saluto e ringrazio dalla regia Italo Morao
e Tony Esposito. Avete visto, i temi di cronaca, di attualità e di politica sono tantissimi anche oggi, per questo ritorniamo in diretta come sempre alle 18:30 con l'edizione veneta dei nostri telegiornali, 19 Venezia, 19:30 Treviso e Belluno. Grazie davvero per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.